Test di streaming. Test, test di streaming.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie. Perché è un bravo ragazzo. Ciao. Ho visto che te me la pubblicare anche ieri. Grazie. Grazie signor, grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Siamo pronti? Commissioni 40 minuti che abbiamo esaminato tutti. Dai, iniziamo. Grazie, buongiorno, iniziamo il Consiglio. Prendete posto, grazie. Ehi, ciao. Grazie. Grazie, prendete posto per favore. E cosa abbiamo qua? Siamo pronti per iniziare, aspettiamo le carte. Nel frattempo, Cunegato, sta attento, no? Nel frattempo, se avete tempo così da dedicare all'attesa, fate gli auguri alla consigliera Besio che oggi compie gli anni. Cunegato come al solito arriva sempre ultimo. Grazie, grazie. Roberto. Grazie. Compie gli anni. Molto bene, ci facciamo un effetto dei tuoi auguri. Faccio gli auguri pubblici. Non ho i tuoi follower, però. Questo mese ho fatto 90 milioni. Smart è questa. Bene, iniziamo, prego, grazie. Signori, siamo pronti per partire? Accomodatevi. Intanto grazie per la puntualità, grazie di essere tutti presenti.
Se ci concentriamo sul lavoro riusciamo a fare un bel lavoro. Quindi vi chiedo solo di avere la pazienza di seguire, diciamo, i lavori, perché saranno un po', come si può dire, accelerati in alcune fasi. Partiamo con l'emendamento numero 174, consigliere Lovat, pagina 323. Parere contrario. Ritirato, grazie consigliere. Siamo a 174. Sì, grazie. Grazie mille, grazie. C'è anche la consigliera Besio che fa gli anni. Non è che mi scarica. Allora, il brindisi lo offro io anche alla consigliera Besio, ma è corretto dire che la consigliera fa gli anni molto meglio di me. Come si dice Giovanni, noi ne abbiamo fatti di più di quelli che dovremmo fare. Scusa, forse non ho il dono della chiarezza, ho detto dopo offriamo il brindisi e lo offro io anche per la consigliera Besio. Detto questo, allora uscite dalla seduta di ieri, preparate gli iPad, il mio a posto qua ragazzi. Allora, se siete usciti, il consigliere Lovat, che ringraziamo, ha ritirato. Consigliere Cunegato, emendamento 68, parere? Prego, Presidente. Grazie. Sì, parere favorevole se si modifica l'emendamento sostituendo la parola da considerarsi prioritaria con le parole di rilevante importanza. Se accetta, parere favorevole. Consigliere Cunegato. Sì, ci ho riflettuto e dico no, perché io credo davvero che sia una vergogna che un territorio così intraprendente e generoso, che va da Schio a Vicenza, quando in Cina ci sono i treni ai 300 km all'ora, abbia ancora una linea a gasolio nel 2026. Credo che sia una vergogna che ci sia ancora una linea che ci mette 53 minuti per fare 30 km, che è un territorio così abbia ancora una linea che dopo le 9 di sera non ha più un treno per tornare. Per questo io credo che il vostro emendamento dice ancora una volta che non ci credete, perché da una priorità a una rilevante importanza vuol dire che non è una priorità. Questa invece è una priorità dal punto di vista ecologico, perché dobbiamo diminuire le emissioni, dal punto di vista sociale, perché ci sono i ragazzi che vanno all'università e non possono più permettersi una stanza di 500 euro, che hanno bisogno di servizi pubblici che funzionano, dal punto di vista economico, e Confindustria è con noi, perché avere una linea che funziona vuol dire essere attrattivi. Io credo che questa regione, dopo 30 anni che chiediamo una linea elettricizzata, debba trovare le risorse, o altrimenti, visto che governate anche a Roma, visto che qua avete Stefani e Bitonci che sono amici di Salvini, dovete chiedere a questa Lega ex Nord, che ha smarrito se stessa, che è scandaloso investire 15 miliardi sul ponte dello Stretto e non trovare 80 milioni per il nostro territorio, per i veneti, per una terra generosa che non chiede l'oro, ma chiede una cosa che hanno tutti: una linea elettricizzata e non a gasolio nel 2026. Grazie consigliere Cunegato, consigliere Dalla Pozza. Per favore, evitiamo il brusio, andiamo veloci, dai. Prego consigliere. Anticipo quello che sarà l'intervento sul successivo emendamento. Per favore, Rigo, dai, per favore, sta parlando consigliere. Grazie, te ne hai già fatti prima anche. L'accordo che c'era con l'assessore Zecchinato era quello che avrei ritirato
l'emendamento successivo a fronte dell'accoglimento di questo emendamento in discussione. Chiaramente, non avendo il collega Cunegato accettato la riformulazione, non posso che aderire a questa idea qui, e quindi, a meno che non venga riformulato il parere e quindi l'emendamento successivo, andremo al voto anche su quello successivo e accetterò il voto contrario che è stato dato. Detto questo, al di là del fatto che vi sono tante linee secondarie in Veneto che necessitano di interventi strutturali, il collega Cunegato ha detto una cosa corretta, ma lo sapete tutti. I fondi che oggi potevano essere utilizzati per la risistemazione delle infrastrutture secondarie, non solo della nostra regione, ma di tutte le regioni d'Italia, sono tutti dirottati, ma questo non è che lo so io, lo sanno tutti i tecnici da RFI in giù, sono tutti dirottati verso il ponte sullo Stretto di Messina. Allora bisogna che venga fatta una scelta di natura politica su che cosa è modernità per questa regione. Modernità non può essere solo la superstrada pedemontana veneta, modernità non può essere solo la Valdastico Nord, modernità è anche modificare le linee ferroviarie cosiddette secondarie e dare nello shift modale un'alternativa reale di trasporto ai cittadini veneti. Oggi quella linea è una linea preponderante per quanto riguarda il trasporto, soprattutto delle persone, sfortunatamente non delle merci. Abbiamo una grandissima opportunità che è data dall'arrivo dell'alta capacità ferroviaria sulla linea Milano-Venezia, che consente attraverso il raddoppio dei binari di liberare tracce per i treni regionali, oggi in condizioni, e guardo la consigliera De Berti che diceva che i livelli di servizio del TPL in Veneto sono di eccellenza, ma ripeto, non sono di eccellenza se l'affollamento dei treni e il cadenzamento non viene rispettato quotidianamente. Serve un cambio di paradigma in modo tale che l'alternativa all'auto privata per quanto riguarda le persone e l'alternativa ai mezzi pesanti per quanto riguarda le merci sia effettivamente un'alternativa reale. Se non si mettono risorse non ne veniamo a capo. L'elettrificazione della Vicenza Schio è uno dei temi, non è il tema, è uno dei temi. Però avete una Camera di Commercio di Vicenza, in una delle province più industrializzate d'Italia, non del Veneto, che vi chiede di intervenire. Non ve lo chiede da oggi, ve lo chiede da tempo. È stato mandato un appello sottoscritto da moltissimi esponenti delle categorie economiche che rischia di cadere nel vuoto. Io non so che risposte abbia dato lei, Assessore Zecchinato, che pure è vicentino, al Presidente della Camera di Commercio di Vicenza. Io so che c'è una mozione presentata in Consiglio regionale che arriverà al voto e sul quale vedremo quali sono le idee della maggioranza in merito al trasporto locale, al trasporto ferroviario e alle alternative all'utilizzo dell'auto privata e del mezzo pesante per il trasporto delle merci. Grazie consigliere. Assessore Zecchinato. Azione di voto, dispiace appunto l'intervento del consigliere Cunegato che ieri sera aveva dato una risposta diversa, ne prendiamo atto e chiaramente rispetto all'emendamento successivo numero 0435 del consigliere Della Pozza chiedo dopo che sia accantonato e magari rivediamo un attimo. Accantonato? Ha detto un'altra roba Della Pozza, ha detto che se lo fa bocciare. Alla richiesta che non lo bocci, esatto, almeno il suo più tardi, ma siccome non è all'ordine del giorno adesso. Contenti voi. Prego, c'è il consigliere Lovat. Un piccolo contributo sull'argomento. La linea Vicenza-Schio è del 1876 ed è da allora che praticamente è inalterata ed è una linea importante. La Regione non si è nemmeno prodigata per fare le dovute celebrazioni pur richieste da diverse associazioni. Io sono convinto, in spirito proprio costruttivo, facendo anche autocritica, che noi non conosciamo tutti perfettamente tutto il territorio.
Ci sono alcune situazioni che richiedono necessariamente la conoscenza e l'attenzione. Una l'ha sollevata ieri il consigliere Dal Bianco, la vicenda della diga del Vanoi. Sono sicuro che è mancanza di conoscenza la non adesione totale a quello che ha proposto ieri il consigliere Dal Bianco. Una è questa della Vicenza Schio, una è la condizione dell'insularità di Venezia. Sono situazioni in cui il territorio grida e le istituzioni hanno il dovere di ascoltare. Lo dico proprio in spirito di piena serenità, faccio anch'io autocritica, non conosco perfettamente tutto il territorio della regione, però credo che veramente la Vicenza Schio, anche per la sua caratteristica simbolica, debba meritare l'attenzione richiesta dai colleghi consiglieri. Grazie. Grazie consigliere. Allora, torniamo al pezzo, emendamento 68, pagina 324, il parere a questo punto è contrario, si apre la votazione. Chi non riesce a votare deve uscire dalla seduta precedente. Comunque l'emendamento è cassato, non passa. Chiusa la votazione. Passiamo all'emendamento 435, consigliere Dalla Pozza, con un parere contrario. È a pagina 325. Consigliere Daperletto, o lo accantoniamo? Accantonato. Cioè, dovete mettervi d'accordo tra di voi, ragazzi. Cioè. Allora, gli accantonamenti si possono o non si possono? Allora, facciamo così. Con l'assessore, vi confrontate un attimo a lato, non andiamo più in commissione. Boh, resta sospeso, definiamolo così. Consigliere Cunegato, il 69, pagina 327, parere contrario. Apro la votazione. Votazione aperta. È il numero 69, pagina 327, parere contrario. Scusate la tosse. Respinto, chiusa la votazione. Consigliere Del Bianco, 441, pagina 328. Contrario il parere, apro la votazione. Grazie consigliere. Respinto, chiudo la votazione. 4,42, sempre consigliere Del Bianco, contrario il parere. Apriamo la votazione. Usiamo come regola che chiedete voi la parola, se no stiamo qui a perdere tempo a guardarci. Respinto, chiusa la votazione. Sempre consigliere Del Bianco 4,43. Parere contrario, aperta la votazione. Baldan. Chiusa la votazione. Respinto. 444 Del Bianco consigliere, pagina 331, apro la votazione, parere contrario. Chiusa la votazione, parere respinto. Scusatemi, emendamento respinto. Consigliere Cunegato, emendamento numero 70, pagina 332, parere contrario. Apro la votazione. Parere contrario. Parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. Consigliere Dalla Pozza, 451, pagina 333. Parere contrario. Aperta la votazione. Parere contrario. Scusate, cosa succede? Non ho
capito. Ha chiesto la parola da Pozzi. Era iniziata, deve scusare, era iniziata la votazione. Annulliamo la votazione, prego, parola. Dalla Pozza, prego, è annullata la votazione. Sul 451 c'era un accordo con l'assessore Zecchinato per una riformulazione. Sì. Consigliere, lei ha tutte le ragioni in sto mondo, ma noi non lo sapevamo. Quindi ci dirà l'assessore Zecchinato che accordo avete fatto. Prego. Può succedere su 600 emendamenti. La proposta era di modificare l'ultima parte, l'ultima frase dove si veniva detto venga realizzata la nuova fermata ferroviaria di Montecchio Maggiore in località Alte Ceccato, di stralciarla e di scrivere la Regione si farà parte attiva presso le strutture centrali competenti affinché sia effettuata un'analisi di bacini di utenza lungo la tratta Milano-Venezia al fine di valutare il potenziamento dei parcheggi e l'eventuale fabbisogno di nuove fermate. Grazie Assessore. Consigliere, accetta? Sì, accetto la riformulazione. Grazie. Allora, parere favorevole, apro la votazione. Siamo sul 451. Sì, pagina 333. L'avevo già detta prima Cunegato. Non ti ascolti? Chiusa la votazione, approvato. Consigliere Montanariello. Per favore, emendamento 452, pagina 334, parere contrario. Si va alla votazione, a votazione aperta. Respinto, votazione chiusa. Consigliere Montanariello 445, pagina 335. Contrario parere. Grazie. Aperta la votazione. Parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. 446, consigliere Montanariello, parere contrario, ritirato. Consigliere Galeano, 448, le pagine sono tutte a seguire ragazzi adesso, non ve le dico più. 337, pagina 337. Consigliere Galeano, parere contrario, aperta votazione. Grazie consigliere. Consigliere Montanariello 447 338 la pagina. Grazie, parere contrario, aperta la votazione. Parere contrario della Giunta, anzi della Commissione, insomma del tutto. Respinto. Chiusa la votazione. Consigliere Ostanel numero 72 339 la pagina, parere contrario. Prego, consigliere. Ho un problema per prendere la parola, posso lo stesso? Perché non funziona? Sono io che ho un problema con la testa. Ah, no. Parlo come Cunegato. Beh, insomma, è qualità allora, prego. Bene, allora, grazie Presidente. Questo è un emendamento a cui tengo molto, tra l'altro spero che ci sia anche in futuro un'apertura, perché noi abbiamo la possibilità in questa regione, tra l'altro una proposta che era stata fatta da tempo anche da voi, di diminuire e sperimentare quindi il trasporto pubblico gratuito per i minori di 18 anni. Tra l'altro alla cronaca abbiamo visto negli scorsi mesi che cosa è accaduto per quanto riguarda l'accesso al trasporto pubblico per i minori che stavano andando a scuola. Io penso che questa regione dovrebbe garantire il biglietto gratuito o almeno ridurre la tariffa per tutte le persone, i ragazzi e le ragazze con meno di 18 anni e questo è un emendamento conseguente a questa proposta che ormai facciamo da Grazie consigliere Ostanel. Il parere contrario. Consigliere Cunegato, prego. Sì, devo dire che prima
ho condiviso l'intervento di Dalla Pozza, no? Nel senso che manca completamente un disegno sul trasporto, no? L'elettrificazione è uno dei punti, il biglietto unico, ne abbiamo parlato ieri, è un altro, e anche una forma di gratuità per i minori, cosa che non è impossibile, no? Ieri abbiamo parlato del biglietto unico che c'è in Campania e c'è in Trentino, la quasi gratuità c'è in Trentino e la quasi gratuità c'è anche in Emilia. E questo è un tema importantissimo perché i ragazzi possono usare i mezzi. È un tema importantissimo anche dal punto di vista sociale, ci sono mamme che mi raccontano di trasporti insomma, nel nostro territorio sempre più in difficoltà, che spendono 450 euro a figli magari per stare in piedi, che diventano 1350 euro. Quindi ecco, io non vedo perché, se da una parte voi avete sempre in bocca la retorica autocelebrativa dell'eccellenza e invece non riusciamo a fare queste cose che molte altre regioni fanno. È importantissimo anche dal punto di vista dell'attrattività dei giovani, che invece perdiamo in favore della Lombardia o dell'Emilia, dove questi passaggi fondamentali sono già stati fatti da un pezzo. Grazie consigliere Cunegato. Consigliere Dalla Pozza. Sì, per pronunciare il voto favorevole all'emendamento. Questa è una questione mi dispiace che manchi il Presidente Stefani, che punta molto su giovani e famiglia, ma questa è una questione di scelte politiche. La gratuità del trasporto pubblico per le fasce studentesche significa fare un provvedimento che vale qualche milione di euro. Stiamo parlando di cifre che viaggiano tra i 18 e i 25 milioni di euro. In una regione che ha un bilancio di quasi 19 miliardi di euro, stride... Sì, noi abbiamo dato disponibilità, Presidente, a cercare di accelerare i lavori, però... E lo abbiamo apprezzato, quindi continui. Ecco, no, è solo perché il dibattito comunque su temi importanti, il bilancio è l'atto principale che fa la Regione, penso che l'interesse possa essere relativo, ma almeno il silenzio sia dovuto. Quello che riteniamo appunto che un provvedimento che vale poche decine di milioni di euro, forse sotto appunto i 25 milioni di euro, non sia tra le scelte politiche che fa la Regione. Noi abbiamo fatto una controproposta a livello di manovra sulle entrate. Forse non è stato colto a sufficienza, però c'è un tema, adesso manca anche l'assessore Ruzza, ma quando si arriva a un combinato disposto... Per favore, Rigo, Valdegamberi, per favore, non possiamo fare 20.000 interruzioni e passiamo un'ora per un intervento di 2 minuti. Anche perché le garantisco che non è facile tenere il filo di un ragionamento. Quando appunto non si interviene e si mette la Regione Veneto tra le ultime regioni in Italia per contribuzione propria sul trasporto pubblico e c'è soltanto una partita di giro sostanzialmente tra il Fondo Nazionale Trasporti e quelle che sono i corrispettivi che vengono riconosciuti alle aziende di trasporto locale, non si fa un servizio ai veneti, non si può dire che non si mettono le mani nelle tasche dei veneti nel momento in cui si costringono le famiglie, magari famiglie che hanno 2 o 3 figli, a spendere 400-500 euro a testa per studente per fargli utilizzare il trasporto pubblico locale. E ricordate che il trasporto pubblico locale per i minori vuol dire anche indipendenza, vuol dire far parte di un percorso di crescita nel quale ci si affranca dall'essere accompagnati dai genitori, si acquisisce autonomia in un sistema di trasporto che dovrebbe essere anche sicuro, cosa che oggi spesso purtroppo non avviene, magari non avviene in altre regioni più che in Veneto per la vetustà dei mezzi pubblici, e in più si dà una mano alle famiglie che possono allocare risorse in altro modo, magari per consentire ai ragazzi di fare sport, che è un'altra delle cose su cui le famiglie venete oggi rinunciano per poter magari pagare quelle che sono le spese essenziali come il trasporto pubblico. Quindi sarebbe bello
che vi fosse un segnale politico da parte della maggioranza, anche solo con un'astensione su un emendamento di questo genere qui, per dire sì, il problema ci sta a cuore, sì, vogliamo cominciare a lavorare, dopodiché magari l'emendamento non viene approvato, ma almeno un segnale sarebbe importante che lo deste per dire che stiamo andando tutti nella stessa direzione. Grazie. Aperta la votazione, parere contrario. Cazzo è successo? Io intanto parlo si fa su. No, ma penso che parta, succeda qualcosa. Respinto, chiusa la votazione. Emendamento numero 71, consigliera Stanel, 3,40. Grazie consigliera. Aperta la votazione. Parere contrario. Respinto. Chiusa la votazione. Emendamento 4,50. Consigliere Mencalizzi. 3,42 la pagina. Parere contrario. Aperta la votazione. Respinto. Chiusa la votazione. Consigliere Montanariello, 4,53, 3,43 la pagina. Prego, consigliere. Presidente, questo lo metto al voto, però mi collego a quello di prima per dire che nell'emendamento di prima avete bocciato il concetto di servizi minimi di trasporto. Dovete dirmi come si fa, se non sapete neanche voi quali sono i servizi minimi, a progettare un'idea di trasporto pubblico locale. Cioè voi non fate distinzione tra il turista che va in giro a 10 euro a biglietto, pagato con quel mezzo dalla fiscalità generale, al vecchietto che si deve curare in ospedale. Dovete dirmi qual è la ratio della programmazione del trasporto, se neanche voi distinguete nella programmazione i servizi minimi dagli altri. Grazie consigliere. Parere contrario. Apro la votazione. Parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. Consigliere Lovat, 175, pagina 344. Apro la votazione, parere contrario. Lo ritira, grazie consigliere. Chiusa la votazione. Annullata. Consigliere Montanariello, 454, 345 la pagina, parere contrario. Grazie consigliere. 457, consigliere Montanariello, c'è una proposta con modifica. Va bene la modifica? Si ritiene di inserire tutte le parole fino a nei territori a domanda debole in imitazione di quanto già previsto dalle norme nazionali e statali. Se è accettata questa modifica, parere favorevole. Scusi consigliere, non pensavo, siccome c'era scritto accettata, era la lettura del pensiero allora. Te l'eri dimenticata. Allora questo è un parere positivo, il 457 apro la votazione, è favorevole per la maggioranza. 4, approvato. 4,58, consigliere Montanariello, pagina 347, parere contrario. Apro la votazione. Grazie consigliere. 4,59, consigliere Montanariello, 3,48, parere contrario. È stato ritirato l'emendamento, non dovete votare nulla. Non importa, non preoccupatevi. È annullata la votazione. Prego consigliere. Grazie. Allora il 4,59 va al voto, parere contrario. Aperta la votazione. (4,59) è l'emendamento. Parere contrario. Adesso stanno per aprire. Un attimo, eccolo qui, prego, parere contrario. Respinto, chiusa la votazione. 4,60, consigliere Montanariello. E parere contrario. Bene, aperta la votazione.
Chiusa la votazione, respinto. 4,61 consigliere Montanariello, parere contrario. Grazie. 4,62 consigliere contrario e parere. Aperta la votazione. Parere contrario. Respinto, chiusa. Numero 73, pagina 352, consigliere Cunegato, parere contrario. Aperta votazione. Respinto, chiusa votazione. 4,55, consigliere Montanariello, parere contrario. Grazie, consigliere. 4,56, consigliere Michalizzi, parere contrario. Pagina 354. Aperta votazione, parere contrario. 4,56 l'emendamento. Respinto, chiusa votazione. 4,63, consigliere Dalla Pozza, pagina 355. Parere contrario. Prego, consigliere. È a pagina 355, consigliere. Prego. Sì, il testo dell'emendamento ricalca il decalogo che FIAB ha proposto a tutti i candidati alle elezioni regionali. Io adesso chiaramente ho visto il parere che è contrario da parte della Giunta e immagino che il parere sarà contrario per quanto riguarda il voto del Consiglio, però questa è la dimostrazione plastica di come sia lontano ciò che si promette in campagna elettorale da quello che poi si realizza. FIAB è una delle associazioni più importanti in Italia per quanto riguarda, anzi l'associazione più importante per quanto riguarda la ciclabilità. Prima parlavamo di trasporto ferroviario come alternativa di movimento all'interno della regione. Abbiamo una regione che ha potenzialità dal punto di vista turistico e quindi col cicloturismo e potenzialità di spostamento essendo una regione che ha molta parte pianeggiante. Ecco, io quello che auspico è che al di là della bocciatura di un emendamento non ci sia una semplice declaratoria sui temi della ciclabilità. Devo dire che la consigliera De Berti da assessore ha fatto molto e da ex componente del Consiglio nazionale di FIAB apprezzo, è stata più volte citata la sua opera, però sarebbe bene che anche nella nuova legislatura proseguisse questo tipo di impegno, ma non soltanto sulle grandi ciclovie nazionali, ma anche per quanto riguarda i movimenti che ci sono tra le province del Veneto, tra le città del Veneto, perché oggi la bicicletta, e lo vediamo in particolar modo in questo momento in cui c'è una crisi energetica in atto e in cui si riscopre la bicicletta come mezzo di trasporto alternativo e meno costoso rispetto all'auto, auto con la quale facciamo la maggior parte degli spostamenti brevi all'interno di questa regione, sono tutti spostamenti all'interno della fascia 4-6 km e che avrebbero nella bicicletta un'alternativa assolutamente credibile. Quindi l'emendamento verrà bocciato, ma quello che mi auguro non venga bocciato è lo spirito con cui FIAB ha proposto ai candidati di poter lavorare sui temi della ciclabilità e non sarebbe male che anche all'interno di questo Consiglio si formasse un intergruppo dedicato ai temi della ciclabilità. Grazie consigliere. Apro la votazione, parere contrario. Siamo sul 4,63. Respinto, chiusa la votazione. Consigliere Montanariello, 4,66. Bene, aperta la votazione. Parere contrario. Parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. 4,67, consigliere Montanariello. Aperta la votazione. Parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Ostanel, numero 74, pagina 362.
Parere contrario, aperta la votazione. Respinto, chiusa la votazione. Consigliere Montanarello, 4,69. Parere contrario, 3,63. 3,63 la pagina. Pagina 363. Grazie. Consigliere Montanariello, il 4,70 nella pagina successiva, sempre col parere contrario. Avanti, votazione. Contrario. Respinto. 4,65, consigliere Montanariello. Contrario. Grazie. 4,71, parere contrario. Avanti, apertura, votazione. Parere contrario, votazione. Invito i consiglieri a prendere posto per votare. Andiamo sotto. Chiusa la votazione, respinto. 4,72 consigliere Montanariello. Ha un parere favorevole. Metto in votazione. Non te lo ritiri questo. Votazione, prego. Parere favorevole. Approvato. 4,73, parere contrario. Al consigliere. Pagina 369. Bravo, grazie. 2,30, consigliera Cendron. Parere favorevole. Possiamo metterlo a voto senza intervento. Avanti, voto. Parere favorevole, ragazzi. Chiuso, approvato. 2,31, consigliera Cendron, parere contrario. Voto, aperta la votazione. Parere contrario. Respinto, chiusa. 2,20, Baldan, consigliere Baldan Flavio. Contrario, aperta la votazione. Lo vuole ritirare? Prego, votiamo. Contrario. Respinto, chiusa. 4,76 consigliere Montanariello, contrario. Lo ritiriamo? Votiamo. Ragazzi, forza. Respinto, chiusa la votazione. 4,77 consigliere Montanariello, cosa facciamo? Il contrario. Contrario. Votiamo? Avanti, votiamo, con parere contrario. Respinto. 4,74, consigliere Del Bianco, parere contrario. Avanti, votiamo. Respinto. 4,75, sempre parere contrario. Aperta la votazione. Parere contrario. Respinto. 4,78, consigliere Galeano. Prego, consigliere. E questo emendamento, Presidente, riguarda un'opera di cui si parla da tantissimo tempo nella provincia di Treviso, il mitico Ponte di Vidor. Abbiamo assistito durante le audizioni e le varie commissioni a un siparietto
curioso nel momento in cui ho fatto la specifica domanda sul fatto del motivo per cui non fosse previsto all'interno del DEF, dello strumento programmatico, e è stato detto dai tecnici, mi pare prima ancora che dall'assessore, che non c'era, confermato poi dall'ex assessore De Berti, che non c'è una minima competenza regionale su questo intervento e quindi non si ritiene di inserirlo all'interno del DEF, appunto. Allorché era presente in commissione l'ex presidente fino a qualche settimana fa della provincia di Treviso, Stefano Marcon, il quale ha ricordato, e gli va riconosciuta la consueta onestà intellettuale, la coerenza con quanto diceva un tempo con quello che ha detto poi anche di recente, che invece neanche la provincia, a cui era stato scaricato in commissione l'onere, ha in carico o in previsione negli attuali strumenti programmatici, tantomeno nel bilancio, la realizzazione e la progettazione del ponte stesso. Allora, qui l'emendamento ha un testo che prevede un principio o un impegno senza che ci sia già da subito una riconosciuta competenza in capo all'uno all'altro. Allora è bene che la Regione e la Provincia di Treviso si trovino e capiscano chi vuole assumersi o chi deve assumersi la competenza per portare avanti questo importante impegno e poi che si proceda di conseguenza. Qualche settimana fa, non più di qualche giorno fa, è successo un incidente che ha congestionato la zona per ore e una opera ammodernata e con gli spazi coerenti e opportuni consente probabilmente di gestire meglio queste eventualità, evitando a tutta un'area geografica molto estesa, perché i ponti sul Piave non sono molti, evitando un'area geografica molto estesa problematiche importanti. Qui sappiamo che a livello territoriale ci sono posizioni differenti, ma sono non tanto sulla realizzabilità dell'opera quanto più su alcune differenti soluzioni progettuali. Ecco perché riteniamo che un emendamento come questo, dove si intende integrare il DEF con un principio che si dice la Regione del Veneto si impegna a collaborare con la provincia al fine di individuare la soluzione progettuale definitiva e più idonea in accordo con gli enti locali e i comuni interessati e a favorire il reperimento delle risorse, non capiamo in che maniera possa cozzare con eventuali competenze. Ecco perché riteniamo che anche qui la maggioranza, forse con un impegno un po' più profondo nell'analisi di questo emendamento, avrebbe potuto dare un segnale diverso al territorio. Grazie. Grazie consigliere, mettiamo al voto parere negativo. Marcon. Grazie Presidente, velocissimamente solo per ripetere ciò che ho detto in Commissione. La provincia di Treviso non ha nel triennio e neanche nelle opere strategiche in carico l'opera Lidor, così come ho detto però non ha neanche la Regione. Ho puntualizzato che Regione e provincia stanno già lavorando perché assieme attraverso Veneto Strade hanno prodotto quella bozza progettuale che è all'attenzione di chi oggi sta lavorando sul ponte di Vidor, sulla viabilità complementare del ponte di Vidor. Al voto, parere contrario. A maggior ragione non capisco il perché della bocciatura di questo emendamento. Cioè, se si può valutare, ripeto, non c'è un impegno tangibile, economico, una ricaduta sul bilancio puntuale, se siamo tutti d'accordo e la Regione e la Provincia possono lavorare insieme, altrimenti o l'ex assessore De Berti e l'ex Presidente della Provincia di Treviso si mettono d'accordo. Grazie. Direi di chiuderla qui e passiamo al voto. Parere contrario. Votate. Parere contrario. Grazie, respinto. Consigliere Michalizzi, 479. Lo illustra, prego. Il parere contrario. Sì. Lo illustro che così intervengo anche ormai quasi alla conclusione di questa maratona, insomma, sul DEF. E siamo ormai appunto quasi alla conclusione. Ormai per favore. Abbiamo avuto modo, consiglieri, di analizzare un documento, anche discutendone gli emendamenti e approfondendo con la Giunta alcune questioni. Abbiamo avuto modo di verificare una cosa, che era quella che si diceva in partenza, insomma, che
questo documento manca di una direzione chiara ed è un problema ancor più per il fatto che è il primo documento di un mandato al Presidente Stefani che apre un nuovo ciclo. Analizzandolo in questi giorni è sembrato più un documento che cerca di andare a concludere alcune opere piuttosto che pensare e immaginare una nuova storia, una nuova direzione, e abbiamo anche detto come tutti gli elementi ci fanno capire che siamo nella situazione in cui o si innesca anche una direzione nuova con soluzioni innovative da più punti di vista, oppure questo Veneto verrà, come dire, risucchiato e attratto dalla tendenza, come dire, di recessione che abbiamo visto e che i dati sul DEFR ci fanno capire che questo territorio si avvicina sempre di più a quella che è una media nazionale in controtendenza ai dati invece ai quali eravamo abituati prima. È un DEFR che abbiamo provato a modificare, a cambiare, lo abbiamo fatto io credo anche come minoranza in modo costruttivo, ponendo questioni non strumentali, non cedendo mai al dibattito, come dire, ostruzionistico, ma sempre propositivo. Io ringrazio gli assessori con i quali abbiamo collaborato per introdurre degli elementi, però va anche detto che tutte le aggiunte che abbiamo fatto sono state possibili, sono nell'enunciazione semmai di un principio, e non si è mai avuto il coraggio di provare ad affondare invece su un concetto. Va bene che si pone il tema, ma è meglio non indicare gli strumenti, è meglio non indicare la direzione. Ecco, questo devo dire che è una cosa che è mancata molto e che credo non rappresenti anche la voglia di andare a definire, come dire, anche delle direzioni sulle quali puntare e che rendono anche difficile, insomma, concretizzare poi anche il piano della collaborazione su elementi fattivi. Ci ha provato anche la minoranza a migliorare, alla maggioranza, scusate, a migliorare questo documento con prima degli ordini del giorno che poi sono stati trasformati nel maxi emendamento e poi è stato ritirato. Qui un po' la fretta e un po' i veti hanno condizionato, diciamo, un percorso che ha reso difficile anche ai consiglieri di maggioranza poter intervenire su questo DEFR, e speriamo, insomma, che più avanti potremo vedere realmente nelle cose che facciamo, insomma, questa centralità del Consiglio. Allora io cosa faccio? Io provo a introdurre un elemento di direzione, una cosa concreta sulla quale lavorare, e vediamo se almeno su questo riusciamo a dare una direzione. Lo dicevo nel mio intervento di apertura. Noi abbiamo un grosso problema dal punto di vista dei collegamenti, delle connessioni, delle infrastrutture sull'area che riguarda il Veneto centrale. Ed è un'area strategica perché tiene insieme un po' il sistema della regione. Penso all'area che sta tra Treviso, Vicenza, Venezia, con il suo centro che è Padova, non solo geografico ma anche un centro di servizi ed economia importante. Io quello che propongo sia in questo emendamento che quello successivo, che va più a fondo sulle opere e sugli interventi, li presento insieme, è quello che la Regione promuova una programmazione organica su quest'area, facendo uno studio e portando avanti una progettualità. Negli anni passati, nei decenni passati, si è realizzato il passante di Mestre, si è fatta la pedemontana, quindi opere che hanno cambiato, anche con un dibattito acceso, posizioni diverse, ma che hanno cambiato questa regione. Qual è l'opera che noi vediamo in questo DEFR? Il primo di un mandato amministrativo che punta con la stessa ambizione a dare un altro, come dire, salto in avanti a questo Veneto. Io non lo vedo, non sono certamente le borse di studio pagate agli studenti che
sarebbe come fare, come dire, l'applauso tutte le mattine a una persona che tutti i giorni si reca a lavorare. Gli studenti devono avere le borse di studio, non è un merito, e non può essere certo le decine di milioni investite sulla casa, bene che ci siano, ma abbiamo visto in Commissione, analizzato come il fabbisogno è enormemente superiore e quello che si sta mettendo rappresenta poche unità percentuali di quello che si dovrebbe fare solo per sistemare l'esistente. Non sarà Venexus, per carità, disponibile a sperimentazioni nuove, ma voglio dire, mettere in rete la generosità delle imprese è tutt'altra cosa rispetto a un'amministrazione, a una regione che dà un indirizzo al terzo settore, alle imprese e dà una direzione. Qui invece si cerca di raccogliere. Tutto questo non si vede. Io penso che il tema della programmazione di un insieme di infrastrutture, di collegamenti che l'area del Veneto centrale ha bisogno possa essere, come dire, una direzione sulla quale poter lavorare. Siamo anche fortunati, abbiamo una giunta che per buona parte è rappresentata da persone che vengono anche da quella parte di territorio. Nel secondo emendamento elenco una serie di opere che da decenni quella parte di Veneto, che ha dato tanto a questa regione, attende. Penso al completamento della 308, che non può essere solo quello che abbiamo messo con il tratto così piccolo, si deve collegare alla pedemontana. Allora io cerco anche di venire incontro a quella che è, come dire, un pensiero che regge chi sostiene l'importanza di quell'opera. Io penso che quell'opera sia importante, le nostre critiche sono state più che altro sulla sostenibilità dell'opera, ma se uno dei problemi dell'opera è la sostenibilità e la percorrenza, collegarla meglio all'area del Veneto centrale non è, e quindi all'Alta Padovana con la 308, ma anche con un pensiero diverso sulla Valsugana, diventa un modo anche per dare fiato e dare, come dire, importanza e accesso a un'opera sulla quale questa regione ha puntato molto e la sua funzionalità sicuramente aiuterebbe molto. Presidente Stefani, che è stato sindaco di Borgorico, arriva da quelle zone lì. Dovrebbe spiegarcelo lui in questo DEF l'importanza di sostenere quell'area e qual è l'importanza che quell'area ha nel contesto del Veneto. Oggi non sta ascoltando la discussione, ma io credo che questo ce l'abbia ben presente e ritengo che tutta questa serie di opere, come dire, suonerebbe anche strano, insomma, che non ci fosse un sostegno proprio oggi che c'è una grande rappresentanza di quel territorio che non fosse sostenuta anche dalla maggioranza. Quindi ecco, io vi propongo questa direzione con questi due emendamenti. Facciamo uno studio su quell'area, individuiamo quali sono connessioni e opere che possono rafforzare una zona che ha grandi necessità di collegamenti, ma che ogni mattina e ogni sera vede persone in coda, strade intasate, centri abitati intasati e imprese che si trovano a lavorare, come dire, oltre ai cittadini citati prima, insomma, in un contesto di difficile mobilità. Un'area che potrebbe, per posizione e per interesse, insomma, tenere e raccordare in quella posizione strategica un'intera regione. Grazie. Grazie Vicepresidente. Votazione, parere contrario. Respinta. Vicepresidente Michalizzi, la 480 mi sembra di capire che la possiamo mettere al voto. Parere contrario, prego, votazione. Sempre contrario. Respinta. Consigliere Ostanel, la 75. Grazie consigliera. Parere contrario. Grazie.
Respinto. 481, consigliere Montanariello. Grazie. 482. Contrario. Accantoniamo. No, possiamo, lo mettiamo in evidenza. No, aspetta un attimo. No. Scusi consigliere, c'è sempre la storia dei pappagalli e di quello che sa fare robe che gli altri non sanno. Ce n'è già uno parcheggiato, parcheggiamo anche questo. Lo parcheggiamo un attimo, però non si possono accantonare, ha ragione Presidente. Dai, adesso dai, non stiamo... Senta consigliere, basta dai. 483, consigliere Montanariello. Grazie. Grazie. Missione 11. Partiamo dalla pagina 386. Non sospendo la seduta. Rimanete seduti, non è sospesa la seduta. Turnatevi per andare al bagno. No, non sbaraccate, Dai, no, più che altro ci mettiamo mezz'ora a riprendere. Consegnate la missione 11 ai consiglieri. Ce l'avete? Chi non ha la missione 11? Non avete il pacchetto? Eccoli qua. Ringraziamo gli impiegati. Sai, questa è la frase del casino? Ringrazio gli impiegati. Bene, iniziamo. Il consigliere Pressi assume la funzione di segretario perché suo malgrado è il più giovane, anche se non lo dimostra, quindi venga qua e lo vediamo. Ma quanti anni ha? Scusa, ma quanti anni hai? È più giovane, ha 32 anni, qui dentro. Hai slenato con la cravatta? Sì, ma Mattauro essendo uscito, lui è il più giovane. Vabbè, l'importante è che tu ce li abbia. Iniziamo dal 484 a pagina 386. Consigliere Montanariello. Siamo a pagina 386. Scusate, siamo già quasi in votazione. Grazie. Allora il 484 ritirato. Per chi non si fosse sintonizzato, siamo a pagina 386. 485, consigliere Montanariello. Aperta la votazione, parere contrario. Perché non me ne fuori un cazzo? Respinto. 487, consigliere Montanariello. Guardi, ci sarebbe una proposta con delle modifiche. Le modifiche, prego Presidente. Chi è che le dice? Sì, buongiorno Veloci. a tutti. L'emendamento 487 potrebbe essere riformulato nel seguente modo: corsi formativi da programmare in risposta alle esigenze emerse a livello territoriale. Ok, parere favorevole. 4,87, parere favorevole. Voto.
Voto. Grazie, chiusa, approvato. 488 consigliere Montanariello, contrario, cosa facciamo? Grazie. Sul serio? Mi alzate un po' il volume, per favore? Alzatemi un po' il volume. Ma ha ragione però, perché comunque fa l'effetto ellisse si chiama. Sul serio? È l'effetto dell'ellisse, no? Ci sono due fuochi. Scusate, la regia, ci alzate un po' il volume. Prova. Adesso sto distante. Consigliere Montanariello, mi segua. 489 cosa facciamo? È contrario. Pagina 391. Bravo, grazie. Consigliera Cendron, il 232 è favorevole. Voto. Approvato, chiusa. 233 favorevole, Cendron. Voto. Favorevole. Cambiate il colore. Ecco. Approvato. Consigliere Montanariello 4,90 parere contrario. Dovrebbe essere decaduto avendo ritirato il 4,89. Ritiralo. Sì, perché ha ritirato il 4,89. Ritira. Grazie. Missione 12, pagina 396. Consigliera Ostanelli, il 76, parere favorevole. Grazie. Voto favorevole. Siamo a pagina 396. Chiusa, approvato. Consigliera Ostanella, il 77, pagina successiva, parere contrario. La prenotazione non si vede però. Bene, prego. Grazie Presidente. Questo è un emendamento importante, stiamo parlando appunto di ambiti territoriali sociali. L'emendamento precedente su cui non sono intervenuta è molto importante, intervengo adesso mettendo insieme i due ragionamenti. In quello prima è stata approvata la proposta, e lo dico e lo lascio a verbale perché è una cosa importante, che nella gestione associata ci sia sempre una governance esclusivamente pubblica. Lo dico perché so che l'assessore è d'accordo, ma perché la scorsa legislatura è stata una delle battaglie che abbiamo portato qui dentro nella riforma degli ATS, che nessuno dei soggetti che si andava a costituire potesse essere a capitale privato. E lo abbiamo fatto con un emendamento specifico perché invece poteva, senza quell'emendamento, lasciare poi una china scivolosa agli enti gestori di fare anche delle società che fossero a scopo di profitto. Quindi questa è stata una battaglia che l'anno scorso abbiamo portato a casa in maniera potente dentro quest'Aula. Quindi bene che oggi sia stato sancito che quell'impegno viene non solo mantenuto ma scritto nero su bianco nel DEF. Questo però è un emendamento dove ha avuto parere negativo, dove si dice sosterrà finanziariamente, che è il punto che abbiamo discusso in maniera importante nella riforma che abbiamo votato la scorsa legislatura e lo stiamo vedendo anche oggi. Noi dobbiamo garantire, e questo sarà un impegno che comunque porteremo nel bilancio di settimana prossima, ai costituenti ambiti territoriali sociali una somma di denaro, e io spero che la Giunta capisca che l'assessore Roma ha bisogno di quei soldi nel momento in cui deve fare la programmazione negli ATS, che deve essere sicuramente maggiore di quella che è stata data fino ad oggi. Altrimenti, con tutte le materie che si pensa di dover dare in gestione agli ATS, penso anche alla discussione che abbiamo fatto rispetto alla casa o rispetto alle politiche giovanili, noi non riusciremo a dare agli ambiti territoriali sociali le gambe per correre. Quindi questo era un emendamento
che diceva mettete i soldi, so che è un punto politico, so che mi viene bocciato perché si dice no, qui non stiamo discutendo di soldi o stanelli, la settimana prossima invece discuteremo di soldi e l'emendamento che noi proporremmo ci sarà e vedremo, visto che poi nel maxi emendamento, visto che mi sollecita il collega Barbisan, nel maxi emendamento avevate fatto un bellissimo emendamento sui LEA, no? Per dare dei fondi al tema della residenzialità per gli anziani, che proponeva un sacco di soldi evidentemente anche a corredo. Spero che settimana prossima ci sia un emendamento dei colleghi in questa direzione, altrimenti lo farò mio, lo proporrò, perché voglio davvero vedere se la Giunta decide di mettere i soldi sulle proposte che tra l'altro addirittura la maggioranza ieri proponeva di emendare il DEF in quella direzione. Servono fondi e finché non lo capiremo, in particolare nell'ambito del sociale e della sanità, rimarremo a fare le cose che stiamo facendo. Grazie consigliera, il parere è contrario, votazione. Sta 6, è ritirato. Il 4, poi devo dire un'altra roba, un attimo solo. Sì, un attimo solo. Chiudiamo la votazione e respinto. Poi io ho 2 partite in piedi con lei. Il 482 lo ritiro. E poi, forse un pasticcio mio o suo, il 486 è ritirato? No, ma se il pasticcio è suo lo ritiro. Bene, grazie, ritirato. No, mi c'è scappata la votazione. Allora, quindi il 482 e il 486 ritirati entrambi. Ringraziamo il consigliere Montanariello. Adesso. 491 consigliera Luisetto, prego. Qui sarebbe un favorevole con modifiche. Sì. È favorevole con modifica perché anche questo emendamento mira a dare un sostegno economico aggiuntivo agli ambiti territoriali sociali, ambiti per i quali da 2 anni combattiamo perché abbiano le risorse adeguate per poter funzionare, per poter attuare quella rivoluzione nei servizi che doveva essere alla base di questa legge del 2024. Viene modificato togliendo riferimento specifico alle maggiori risorse, ma tenendo un riferimento al sostegno, al supporto all'organizzazione amministrativa. È evidente che anche noi in tema di bilancio ritorneremo sul tema perché per 2 anni abbiamo battagliato perché non solo abbiano risorse, ma come dice questo emendamento, perché si garantisca un'adeguata formazione al personale e agli amministratori che ora sta ricominciando a partire, ma soprattutto ci siano dei tavoli in cui la partecipazione prevista all'articolo 7 e agli articoli 14 e 15 di quella legge diventi realtà e non rimanga sulla carta e coinvolga dagli enti di terzo settore ai cittadini, alle formazioni sociali, alle forze sindacali e a tutte le realtà che devono poter partecipare a una riorganizzazione dei servizi sociali che sia lungimirante e di prospettiva. Grazie consigliera. Allora favorevole con modifiche, voto. Approvato e chiuso. Consigliere Manildo, che non c'è, però siccome è un parere contrario, cosa dite? Dai, lo saltiamo. Consigliera Luisetto, 4,92, sì con modifiche. Sì, sì. Sì con modifiche, se no votiamo contro. Boh, vai. Se riusciamo a fare il Questo è sì con modifiche, ma le modifiche vanno a snaturare il senso dell'emendamento e quindi sono contraria. Perché lo snaturano? Perché l'obiettivo di questo emendamento è mirare a ridurre le rette delle case di riposo, incidere su quella che è la pressione sulle famiglie, l'impossibilità per moltissime famiglie venete di inserire un proprio caro in casa di riposo non soltanto per una questione di liste d'attesa, ma anche per l'insostenibilità di 2.500-3.000 euro al mese da pagare.
Questa era una parte importante di questo emendamento, assieme alla necessità di migliorare la qualità dei servizi e assieme alla necessità di dare un adeguato presidio alle procedure di esternalizzazione dei servizi. Sono tutti elementi che si tengono insieme. È il primo degli emendamenti che ho presentato relativi alla realtà delle case di riposo e votiamo appunto, non accetto le modifiche perché credo che si snaturi il senso. No, scusi, insomma, adesso mi faccio gli affari vostri. C'è modo di trovare una soluzione? Quindi non avete disponibilità. Bene. Mi sembra di capire che il parere è contrario. No, visto l'argomento, chiedo solo visto l'argomento. Ok, voto contrario. Voto contrario. Respinto. Risaliamo di una posizione, consigliere Manildo, il 243 c'è un parere contrario. Grazie consigliere. Consigliere Ostanel, 78, pagina 401. Prego. Bene, voto. Sì con modifiche? Boh, perfetto. Parere favorevole. Consigliera Ostanel, chiusa la votazione, passato. Il 79 successivo, parere contrario. Grazie. Parere contrario, aperta votazione. Respinto. 4,93 consigliera Luisetto, c'è un sì con modifiche. Prego. Sì, è un sì con modifiche accettato. Questo emendamento mira a puntare l'attenzione sul ruolo degli enti di terzo settore, in particolar modo quelle realtà che gestiscono servizi sociali e socioassistenziali e sociosanitari di caratura essenziale. Si chiede di proseguire il tavolo e si chiede di dare un supporto agli enti di terzo settore facendo riferimento alla mancanza di risorse che vivono e che ci hanno più volte palesato, portando addirittura alla nostra attenzione il rischio di chiusura di questi servizi. E quindi chiediamo che ci sia davvero un'attenzione, perché la cooperazione... Rigo, sei sordo? Dai, per favore, cosa sta parlando? Sì, basta che Rigo non si muova. Il tema è di particolare importanza perché se la cooperazione sociale restituisce le chiavi delle strutture sociosanitarie che gestisce, salta il sistema di cura. Dunque accolgo con favore e poi presenteremo anche in bilancio una richiesta economica precisa. Ci serve agli atti la modifica. Chi la legge? L'assessore, prego. No, la deve leggere la Giunta. Nella missione 12, alla pagina 173, alla riga 30, dopo le seguenti parole sui territori con la pubblica amministrazione sono aggiunte le seguenti parole: in tale prospettiva la prosecuzione del tavolo con le rappresentanti del terzo settore viene fondamentale per garantire stabilità ai servizi sociosanitari gestiti dalla cooperazione sociale. È a posto, votazione, aperta la votazione. È un favorevole. Approvato, chiusa la votazione. Consigliere Ostanel. Grazie. Siamo sull'80, pagina 404. Aperta la votazione, il parere è contrario. Ha fatto un bel lavoro, bravi. Chiusa votazione, respinto. Il successivo Ostanel 41, parere contrario. Grazie Presidente. Questo è un emendamento ovviamente importante. Si chiede di procedere il velocemente possibile
alla riforma delle IPAB. Anche questo sembra, come il biglietto unico e come tante delle proposte che da 6 anni portiamo in quest'Aula, sembra di vedere, non so, il film, quando lo rimandi indietro lo rivedi milioni di volte. Quindi lo ridico per decenza, visto che è 6 anni che lo dico anche il sesto, arrivare a una riforma delle IPAB, ricordo, penultima regione in Italia a non averlo fatto, prevedendo la loro completa internalizzazione all'interno del sistema sociosanitario pubblico, il punto politico che quando una riforma arriverà noi porteremo con forza. Grazie consigliera, votiamo, è contrario il parere. Siamo sull'81. Respinto, chiusa la votazione. Consigliera Luisetto, 4,94. C'è un sì con modifiche, dice il Presidente Tomello. Sì, sono accettate le modifiche che prendono atto del fatto che la piattaforma Atlante è stata messa a disposizione dei comuni. Questo emendamento si occupa del progetto di vita e della sperimentazione che è stata calata sulla testa delle amministrazioni locali che hanno affrontato con grande difficoltà procedure burocratiche complicate, ma soprattutto è stata calata sulle famiglie che oggi si trovano spesso ad andare in privato per avere il certificato di invalidità, di disabilità e che si trovano anche di fronte a medici certificatori che sono in difficoltà. È un sistema questo che sta mettendo forte difficoltà chi vive la disabilità. Quindi chiediamo con questo emendamento un impegno della Regione all'accompagnamento, al sostegno anche degli enti locali, proprio in un ambito che in questa fase sta creando grossissime difficoltà. Ce lo segnalano le scuole, le famiglie, gli stessi enti locali. C'è bisogno davvero di un focus particolare sul tema del progetto di vita e di come la sperimentazione che è partita da Vicenza e si sta allargando alle altre province sta mettendo in difficoltà i territori. Grazie consigliera. Assessore Roma per le modifiche. Nella missione 12 a pagina 174, la riga 20, dopo i soggetti coinvolti sono inserite le seguenti parole. Con la DGR 105 del 2026 si è disposto il supporto agli ATS in sperimentazione con la concessione in uso gratuito della piattaforma Atlante per la gestione del progetto di vita. Anche su tale base la Regione supporta gli enti locali nella piena attuazione e sperimentazione della riforma per quanto attiene al nuovo certificato medico per la disabilità e invalidità, al ruolo dei medici certificatori e alla complessità burocratica. Grazie. Votazione. Parere favorevole. Approvato. Il 4,95 Luisetto è parere favorevole. Votiamo. Parere favorevole. Approvato, chiusa votazione. Il 4,96 Luisetto è un parere contrario. Intervengo brevemente, è un emendamento che abbiamo predisposto con la collega Bigon che mira a sottolineare la necessità di dare adeguata assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza. Riteniamo che nonostante il lavoro encomiabile e necessario dei centri antiviolenza, su cui poi tornerò, sia necessario assolutamente... avevo dito prima che gli era alto. No? È che sono piccola, Presidente. Non... Si sente lo stesso? Va bene così? Okay. No, perché sono sempre... Allora, dicevo, però non toglietemi i minuti in che... dicevo che mira a sostenere le donne vittime di violenza con un'adeguata assistenza legale. Ci è stato risposto che c'è già, ma noi crediamo ci sia la necessità di potenziare questo fronte ed è per questo che abbiamo presentato questo emendamento. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutti. Io mi consideravo già soddisfatto perché ieri i miei pochi emendamenti presentati, perché non sono ancora un tuttologo come tutti i politici dovrebbero essere, perché bisogna occuparsi davvero di tutto,
erano stati accolti ed ero felice. L'unico che non aveva avuto un accoglimento riguardava la violenza di genere e in particolare il consenso, ma in realtà sui commenti c'era scritto che rimandava appunto agli altri punti del DEF in cui se ne parlava. Però mi collego a questo emendamento per dire una cosa, e cioè per dire che io ho avuto la sfortuna, e devo dire che è stata una sfortuna, di incontrare donne che a un certo punto prima della denuncia alzavano la manica e mi facevano vedere le 50 sigarette spente dal proprio compagno perché la pasta non era abbastanza buona o la camicia non era stirata. Ho incontrato ragazze che a un certo punto si sono presentate per fare la denuncia con un cappello in testa e nonostante fosse molto caldo era un cappello di lana in testa. Io non capivo il perché. Poi mi hanno spiegato soltanto a fine denuncia, questa povera ragazza di 21 anni, che il suo ragazzo non voleva che lei uscisse con i capelli sciolti, era troppo bella con i capelli sciolti, poteva uscire con le sue amiche, ma non con i capelli sciolti perché era troppo bella. E allora dopo 3 sere che lei era uscita con le amiche sue con i capelli sciolti, lui l'ha presa, l'ha legata su una sedia, ha preso una macchinetta e le ha rasato tutti i capelli a zero. E poi ho visto una ragazzina di 15 anni che dopo una conferenza fatta sulla violenza di genere si è avvicinata da me, spinta dalla sua amica, senza la quale non avrebbe avuto il coraggio di raccontarmi, e facendomi vedere l'occhio nero mi ha detto che il suo ragazzo, un vecchio compagno delle scuole medie, lei l'aveva salutato il giorno prima, lei mi ha detto forse con troppo affetto, e il mio ragazzo, sorridendo me l'ha detto, siccome mi ama tanto mi ha colpito con uno schiaffo in faccia. Allora credo che questa sia dimostrazione di come quando arrivano le forze dell'ordine e la magistratura sia già troppo tardi e che su questo tema, sulla violenza di genere, ci sia davvero da fare una rivoluzione culturale che deve partire all'interno delle nostre case, all'interno delle nostre scuole, anche all'interno di quest'Aula, con tutto quello che è già stato fatto, e lo so, con quanto possa essere fatto ancora di più. Perché vedete, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere anche Giulio Cecchettin, il padre Gino Cecchettin, e quando sono andato nelle scuole gli studenti mi hanno chiesto: ma dottore, secondo lei quando c'è il famoso minuto di silenzio è più giusto stare in silenzio o è più giusto fare casino con le chiavi? Allora io dico che la vera risposta a questi studenti, ma anche a tutti noi, non è quello che dobbiamo fare in quel minuto di silenzio ricordando Giulia e ricordando tutte le altre ragazze che non ci sono più, ma è quello che facciamo degli altri 59 minuti di quell'ora e delle altre 23 ore di quella stessa giornata. Se siamo insegnanti, se siamo politici, se siamo qualunque altra cosa e qualunque altro ruolo li rivestiamo nella nostra società. Questa è la lotta che tutti quanti dobbiamo fare. E quindi torno sul concetto dato dalla consigliera Lucetta, cioè quello dell'assistenza legale che già c'è e che forse va potenziato, e di quanto debba essere fatto, nello stesso emendamento era scritto, di percorsi professionali all'interno delle scuole, perché deve esserci una vera e propria rivoluzione culturale. E chiudo, e non voglio arrivare oltretempo, visto che ho toccato il tema delle scuole, con questa frase: per questo vi dico, non lasciamoci vincere dal buio. Ai miei amati alunni, non fermatevi, non arrendetevi, studiate e preparatevi per il vostro futuro senza nessuna paura, ma solo e unicamente con coraggio. Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte verso una scuola più attenta, verso una comunità più unita, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi, soprattutto quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito, che forse nel profondo non saprà neanche perché, come non lo sapranno i suoi genitori. Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei loro passi difficili, perché nonostante tutto insegnare resta il mio sogno, la mia vocazione, la mia gioia più grande. A tutti voi, dal profondo del cuore, grazie. Grazie per avermi salvata, sorretta, pensata e custodita, e grazie per darmi la forza di guardare avanti e non indietro, e soprattutto il sogno di potercela ancora fare. Queste sono le parole della professoressa Chiara Mocchi, che ha rischiato di perdere la vita perché è colpita da un ragazzo tredicenne. Io credo, soprattutto tornando al tema dell'emendamento, che sia compito davvero di tutti quanti noi andare nelle scuole con le nostre modifiche normative, con il nostro supporto, e non lasciare solo questi insegnanti su un tema così importante come quello della violenza sulle donne. E siccome il dubbio mio era quello del consenso e che l'emendamento mio non fosse stato accettato perché c'era del consenso, anche su questo io capisco che siamo in una fase in cui dobbiamo andare tutto di fretta e di corsa ed è un tema nazionale, però sarebbe bello che questo Consiglio ne potesse parlare.
perché chi ha avuto modo come me di trovare ragazze che di fronte alla violenza o al tentativo di violenza mi dicevano che non avevano neanche la forza di respirare perché il cuore già aveva smesso di battere, e allora probabilmente si potrebbe riaprire, credo, un dibattito serio e trasversale su quello che vuol dire il consenso libero. Grazie. Grazie consigliere. Assessore per le modifiche. Nella missione 12, alla riga 44, dopo le parole protezione e supporto, sono aggiunte, anche sollecitando una revisione che tuteli e potenzi la rete veneta già attiva dell'antiviolenza. È quello prima, il 497. Sì. Sul 496? Allora, evitiamo interventi ulteriori, parcheggiamolo, ne abbiamo 3 parcheggiati, trattiamo il 497, doveva intervenire anche sul 497? Prego. Sì. Il 497 è un psicomodifica, questo riguarda una questione che da parecchi anni stiamo affrontando in questa Aula, e cioè l'intesa Stato-Regioni che mette a rischio, ha rischiato di mettere a rischio, scusate il gioco di parole, metà dei centri antiviolenza e delle case rifugio del nostro territorio. È stata prorogata la vecchia intesa Stato-Regioni, è scaduta la proroga e ora c'è una discussione a livello nazionale. Questo emendamento mira a sottolineare che anche all'interno della programmazione della Regione del Veneto deve esserci un'attenzione perché non si rischi di far succedere quello che con l'intesa del 2022 stava capitando, con un'attenzione maggiore alle intese future e soprattutto con un'azione pregnante a livello ministeriale, perché sia chiaro che il sistema veneto di protezione deve essere tutelato e semmai potenziato. Grazie, le modifiche le abbiamo già lette, stiamo sul 497, votiamo, è a favore. Userei questo metodo, chiudiamo la votazione, approvato. C'è il 498 che è sì con modifiche, direi le modifiche subito a verbale. Siamo al 498 ragazzi. Prego. Nella missione 12, a pagina 174, alla riga 45, dopo le seguenti parole autori di violenza sono aggiunte le parole continuando a monitorare l'azione e verificandone la rigorosa attuazione dei protocolli adottati. Bene, aperta la votazione, favorevoli. Approvato, chiusa. Consigliera Ostanello, 82, parere contrario. Andiamo per letto? Grazie, aperta votazione, contrari. Respinto. 83, parere contrario, consigliere Ostanello. Prego. Questo emendamento parla di reddito di libertà, che ad oggi è finanziato dai fondi nazionali, ma io credo che questa Regione debba avere il compito di integrare il reddito di libertà con fondi propri, un emendamento chiaro e limpido su cui ho un parere negativo, tra l'altro presentato simile anche dai colleghi di minoranza agli anni scorsi. Credo sia giunto il tempo di finanziare con fondi regionali integrativi al fondo nazionale, ma ancora evidentemente non è il tempo. Grazie consigliera. Parere contrario, aperta la votazione. Respinto, chiusa la votazione. 84, consigliere Ostanello. Contrari, aperta la votazione. Chiusa la votazione, respinto. Consigliera Sambo, il 499 a pagina 414. Parere contrario, mi dice Presidente Tomaello.
Sì, questo emendamento riguarda la questione relativa alla richiesta di istituire un bilancio di genere in Regione, quindi quelle che è l'impatto delle risorse economiche e delle decisioni pubbliche su uomini e donne, ma ovviamente per monitorare le disparità e promuovere l'uguaglianza. Dispiace insomma questa bocciatura, so che se ne discute da tempo, ormai da 10 anni, ma credo che sia fondamentale. Perché è evidente, e dopo lo vedremo anche con tutti gli altri emendamenti, in parte erano quelli della collega Luisetto, altri li ho fatti io, bisogna capire effettivamente come questo bilancio, quello regionale, ma così come in altre istituzioni, le ASL, alcune ASL per esempio hanno già attivato il bilancio di genere, incide ovviamente sulle politiche anche di genere, di uomini e donne, ripeto, proprio per monitorare quali sono le disparità, quindi quanto investi in asili, quanto investi in trasporti, perché anche i trasporti ovviamente l'utilizzo è diverso tra uomini e donne, quanto investi in consultori, quanto investe per la prevenzione in merito alla violenza, come veniva detto. Quindi è per noi un emendamento fondamentale, una questione fondamentale che porteremo avanti comunque con altre iniziative. Grazie consigliera. 4,99, aperta la votazione, parere contrario. Respinto. 500, consigliera Luisetto. Ci sono delle modifiche, le facciamo dire subito a verbale dall'assessore Roma, se facciamo veloci. No, c'è solo l'ok senza nessun tipo di modifiche. Avanti, lo diamo per letto, votazione. Siamo su 500, pagina 416. È favorevole. Approvato. Consigliera Ostanel, l'86 un parere favorevole, diamo per letto. Aperta votazione sull'86. Approvato. Consigliere Cunegato, l'87 parere contrario. Allora, chiesto... Ha la facoltà di parlare, prego. Sì, le modifiche, fammi sapere le modifiche. Abbiamo modifiche? Bene, sentiamo le modifiche, ha ragione il consigliere. È accoglibile nella parte in cui viene aggiunto, dopo il punto a pagina 175, promuovere interventi di rafforzamento dei legami di prossimità e delle reti comunitarie. Consigliere? Siamo all'87, 4 e 19. A me risulta che la Commissione ha un parere negativo. Allora, prego. Allora, io credo davvero che il movimento femminista abbia avuto un ruolo fondamentale insieme al movimento operaio studentesco nella crescita del nostro Paese. Ringrazio la consigliera Luisetto e il consigliere Trevisi per le parole straordinariamente potenti sulla violenza di genere, che è in aumento ancora anche nella nostra regione. Io credo che tuttavia dovremmo ritornare allo spirito della Costituzione, dove è chiaro, e lo diceva un grande socialista di Elio Basso, che il diritto al lavoro è la precondizione di ogni altra libertà. Se non abbiamo il lavoro, se non ci sono i diritti economico-sociali, non siamo liberi. Allora io vorrei ricordare che il tasso di occupazione femminile nel nostro Paese è il 62%, in diminuzione, con un gender gap rispetto agli uomini del 15%. Io vorrei ricordare, questo è un dato che riguarda la provincia di Vicenza, che mentre gli uomini in provincia di Vicenza guadagnano mediamente 30.000 euro lordi, le donne 19.000, vuol dire meno di 1.300 euro netti al mese. Con uno stipendio così, e se magari hai un figlio, non sei libero e non sei neanche libero di sfuggire tante volte da un maschio violento, perché l'indipendenza economica è la precondizione della libertà nelle scelte. Vorrei ricordare che nella nostra regione, tra le donne che hanno figli,
il tasso di occupazione scende al 53%, cioè al 73% per chi non ha figli, ma scende al 53% per chi li ha. Ecco perché a livello nazionale il centro-sinistra, oltre ad aver proposto il salario minimo, aveva proposto il congedo parentale paritario. Come si fa a far lavorare la donna? Come si fa ad evitare la discriminazione del lavoro? Bisogna fare in modo che il congedo sia uguale tra uomini e donne. È quello che succede in Spagna e tanti altri paesi. La destra italiana ha bocciato il salario minimo e ha bocciato anche questo provvedimento. Però credo davvero che se crediamo tutti insieme, sono convinto che sia così perché ho visto le vostre facce quando Trevisi ha parlato, no? Della necessità di tutelare le donne da una violenza in aumento. Io credo che dovremmo incidere anche sulle leggi che riguardano il lavoro. Per questo provvedimento chiede di sostenere le imprese che introducono dei congedi paritari oltre i limiti di legge. Okay? Quindi a me dispiace che anche in questo caso, come avete fatto a Roma, non ci sia la sensibilità, perché il congedo paritario vuol dire parità nella cura, quindi un rapporto diverso che cambia anche l'immaginario, ci fa uscire da alcuni stereotipi, ma vuol dire anche, come dire, diritti del lavoro paritari tra uomo e donna. Grazie. Grazie consigliere, siamo sull'87, pagina 419, contrari, aperta la votazione. Contrario il parere. Chiusa il respinto. Poi c'è un 2,36, assessore Roma favorevole, aperta la votazione. Prego. Grazie Presidente. Allora, intanto do la spiegazione generale di perché ci sono questi emendamenti e sono stati previsti per un motivo semplicemente tecnico. La normativa che lega la parte legata sia ai sostegni ai nidi sia per gli interventi infanzia e minori è stata modificata come capitolo su una normativa del 2024 che ha avuto un decreto attuativo a gennaio di quest'anno, quindi è il motivo per cui da parte delle strutture è stato necessario intervenire con dei moduli di emendamento proprio per il glossario ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato, quindi siamo dovuti ad andare a spostare alcune voci che comparivano ovviamente in un'unica sintesi che conteneva infanzia, minori e asili nido, suddividendola interventi per asili nido e interventi per infanzia e minori. Pertanto abbiamo dovuto scorporare in due passaggi. Questo programma è legato proprio a una modifica dei conti e legata a questa naturalmente c'è la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze che spiega come debbano essere suddivisi. Prego, sentiamo. Grazie all'assessore Roma per la spiegazione, ma rispetto al secondo, il 4,20, pagina 4,22, a me pare entrare molto di più invece che in una semplice mera divisione diciamo tra asili nido e prima infanzia, anche perché ci sono dei risultati attesi inseriti, buoni anche, uno è riduzione delle rette a carico di famiglie, ma volevo capire meglio perché non mi sembra solo un adeguamento normativo. C'era un testo complessivo che conteneva tutta la parte che voi vedete ed è stato suddiviso nelle varie aree sostanzialmente. Quello che è stato introdotto in più sono dei termini normativi previsti da parte della circolare, come per esempio quello legato al decreto interministeriale allegato, perché richiama proprio quei titoli che sono stati modificati. Quindi quello che vedete in più rappresenta esattamente le missioni su cui dobbiamo andare a mettere i fondi. Sì, vediamo di chiuderla poi questa partita. È su tutti e tre, così non chiedo dopo. Prego, consigliera. Il 2,37 sposta i contributi per il funzionamento a scuola dell'infanzia non statale, li mette praticamente sulle attrezzature, gli impianti e sulla parte diciamo infrastrutturale più che sul funzionamento generale. Volevo capire se è sempre previsto dalla norma. Sì, consigliere solo per il capitolo di spesa che va a coprire.
La consideriamo esaurita sta discussione, passerei al voto se siete d'accordo. Grazie. Allora, Assessore, fate attenzione per favore, siamo in votazione. Assessore Roma, i 236, parere favorevole, aperta. Andate in giallo. Giallo. Noi siamo favorevoli. Grazie. Chiusa. Approvato. Prego. Ma no, è andata, tranquillo. 241, Assessore Roma, favorevole. Per favore. Assessore Roma 241, favorevole, aperta. Approvato. Il 237 favorevole, aperta. Neanche un verde non l'aveva fatto oggi. Sì, prima, Presidente. Prima no. Quello prima no. Approvato. Consigliera Ostanel. C'è un parere contrario sul 90. Lo diamo. Grazie. Aperta. Aperta, voto contrario. Occhio che questa è una fase nella quale si fa confusione di solito. Voto contrario. Siamo a pagina 427. Chiusa. Respinto. Assessore Roma, il 238 favorevole. Aperta la votazione. Pagina 430. Tenete aperta la votazione. Avete visto? Opposizione, avete visto? È verde, eh? Oh, boh, adesso l'ho visto tutti. Grazie. Consigliere Ostanel, 92, contrario. Presento questo emendamento velocemente perché appunto ci sono stati degli emendamenti dell'assessore Roma e ci tengo in quest'Aula a dire benissimo finanziare tutta la rete dei servizi che è presente in Veneto, però siccome l'emendamento precedente diceva finanziamo non più i contributi di funzionamento e solo diciamo i muri, io invece pongo l'attenzione che noi dobbiamo, per arrivare al progressivo azzeramento delle rette, finanziare anche il funzionamento e non solo la parte hardware del sistema dell'infanzia che tiene in piedi, tra l'altro, la possibilità per le donne di conciliare vita lavorativa e cura della famiglia. Quindi da questo punto di vista politicamente, visto anche l'approvazione di alcuni suoi emendamenti, credo che nei prossimi anni, se ha intenzione di cambiare effettivamente qualcosa della gestione, dovremmo farlo in questo Consiglio con la massima partecipazione possibile anche delle minoranze. Grazie consigliera, parere negativo, si va al voto, prego. No, mia commissione neanche bilancio. Respinto. Assessore Roma 239, parere favorevole, aperta la votazione. Favorevoli. Approvato, chiusa. Assessore Roma 240 favorevole. Aperta la votazione. Verde. Approvato, chiusa la votazione. Consigliera Sambo, 506 a pagina 436. Ce l'ha consigliera?
È un parere contrario. Lo diamo per letto? Scusatemi, questo è no, ce l'ho. Scusatemi, è il 506 o il 506? No, 506. 506, pagina 436. Vabbè, adesso dopo controllo. Vabbè, in ogni caso va benissimo, voglio discutere anche questo, quindi nessun problema. Scusate, possiamo fare un po' di... Grazie mille. Questo è un emendamento, riguarda la questione relativa alla... Cunegato, per favore. Per piacere. Sei davanti alla consigliera. Riguarda la necessità di garantire la gratuità degli asili nido. Abbiamo detto più volte quanto sia essenziale questo tipo di servizio, ovviamente per le famiglie, in particolare delle donne. Sappiamo quanto siano onerosi, soprattutto in Veneto, in alcuni territori ovviamente, le rette degli asili nido, ed è necessario garantire la gratuità per 2 ragioni, vado velocissima. Uno ovviamente è l'emancipazione anche delle donne, quindi la possibilità di conciliare i tempi di vita e lavoro, perché essere madri non deve essere un privilegio, cosa che invece ultimamente lo è, e dall'altra parte invece proprio il benessere dei bambini, perché sappiamo benissimo che se i bambini frequentano gli asili nido delle scuole dell'infanzia hanno sia un rendimento maggiore ma anche meno problemi dal punto di vista sanitario nel corso degli anni. Sappiamo quanto frequentare gli asili nido possa anche prevenire tutta una serie di patologie o accompagnare anche i bambini con difficoltà. Quindi è essenziale che questo, a prescindere secondo noi dal reddito, siano gratuiti per renderli veramente accessibili. È un punto fondamentale, è una battaglia di civiltà per le donne, ma in particolare per i bambini e per le bambine. Grazie consigliera, non ci sono altri interventi, parere contrario, voto. Parere contrario. Respinto. Consigliere Cunegato, il 94 è un parere contrario. Lo diamo per letto? 4,40. Prego. Grazie. Voto. Parere contrario. Siamo a pagina 440, seguitele, sono tutte in progressione. Respinto. Consigliere Lovat, 176, è un parere contrario. Grazie consigliere. Consigliera Luisetto, 507 a pagina 444. Sono delle modifiche, diciamo le modifiche e poi lo votiamo. Nella missione 12, programma 12.2, pagina 117 alla riga 6, le seguenti parole sono sostituite dalla provincia di Vicenza con nelle province di Vicenza, Treviso, Verona e Venezia. Grazie, voto. È favorevole ovviamente. (444) Approvato. Consigliera Luisetto, 508, pagina 445, sì con modifiche, sentiamo le modifiche. Pagina 117, alla riga 7, dopo le seguenti parole nella DGR numero 670-2025 sono aggiunte le seguenti parole. Nel percorso di costruzione del progetto di vita individuale saranno sostenuti percorsi di integrazione lavorativa nelle persone con disabilità nella prospettiva di costruire un'autonomia crescente. Consigliera. 2 euro l'ora è ciò che un ragazzo con disabilità prende come... non so neanche se definirlo contributo, stipendio, non lo so, perché è una cifra talmente irrisoria che non si può neanche commentare,
ed è la cifra che viene data nel momento in cui si prova a diventare autonomi costruendo autonomia nel lavoro. Quindi sostenere l'integrazione lavorativa, qui non ci abbiamo messo cifre perché non si può, ma lo faremo in bilancio, è un punto fondamentale per dare dignità ai percorsi di autonomia. Quando parliamo di progetto di vita indipendente non possiamo prescindere da un'integrazione più equamente retribuita. Grazie consigliera, voto parere favorevole. Chiusa votazione. Qua ne abbiamo un sacco con modifiche. Il 509, sempre consigliere Luisetto. Sentiamo le modifiche. La missione 12, programma 12.2, alla pagina 177, alla riga 11, dopo le parole per il benessere della comunità e persone, sono aggiunte le specifiche alla persona disabile over 65 che ha per diritto al prevalere della struttura ospitante, con l'obiettivo di seguire gli atti normativi attualmente in modifica in merito al requisito dell'età. Consigliera. Sì, questo emendamento, sapendo che ha molto a che fare con una normativa nazionale, è un emendamento che mira a portare l'attenzione sulla situazione di chi disabile over 65 è costretto a lasciare la struttura in cui è accolto per andare in casa di riposo. Non sparisce la disabilità ai 65 anni e non è possibile che una persona non debba andare in casa di riposo quando ne ha l'effettiva necessità, ma ci debba andare per una legge che ci dice che ai 65 anni ti devi spostare. Allora sappiamo che è un collegamento con il livello nazionale, ma anche nella programmazione regionale fare tutto il possibile perché questa normativa nazionale cambi, io credo sia un segno di civiltà. Grazie. Voto favorevole. Approvato. Consigliere Cunegato, 95, pagina 447, un parere contrario. Allora, io credo che dovremmo avere il coraggio di dire che le persone con disabilità in Veneto oggi stanno affrontando dei problemi enormi. Siamo sull'orlo del precipizio. L'ha detto benissimo prima la consigliera Luisetto, c'è un problema con l'integrazione lavorativa, c'è un problema negli uffici disabilità. Io ricordo che nell'Alto Vicentino c'era un ufficio a Atene e uno a Schio e avevano entrambi 8 dipendenti, adesso ce n'è solo uno con 8 dipendenti. C'è un problema con l'integrazione scolastica e ne abbiamo parlato ieri, con le OS sottopagate e un po' alla volta ragazzini e bambini che vengono lasciati senza copertura. C'è un problema nella neuropsichiatria infantile e di questo non abbiamo parlato, vi dico solo, avevamo 6 neuropsichiatri infantili, ne abbiamo 1,5 e le maestre ci dicono: guardate, quando mi viene segnalato un bambino alla scuola di infanzia ci vogliono anche 2 anni per avere una certificazione, quindi rinunciamo alla diagnosi precoce e non diamo un diritto a un insegnante di sostegno che serve al ragazzo e al bambino e serve ovviamente anche a chi fa scuola. Qua volevo segnalare un'altra cosa, c'è una legge nazionale DGR 581 del 29 maggio 2025 che di fatto ha modificato la nomenclatura, quindi oltre al danno del BAIF, famiglie che hanno un dolore, una difficoltà continua giorno per giorno, che si vedono i servizi pian piano diminuire, devono pagare per ausili che sono spesso obbligatori e che prima ricevevano in maniera gratuita, come calzature ortopediche, dispositivi antiribaltamento della carrozzina, braccioli regolabili, poggi a testa, ganci di ancoraggio. Ecco, io credo che la Regione dovrebbe intervenire per sostenere queste spese, perché davvero queste persone si sobbarcano ormai i casi di fragilità che dovrebbero invece sostenere come comunità, e dover anche pagare per qualcosa che invece prima gli veniva garantito, io credo sia un ulteriore dolore al dolore e un'ulteriore incapacità della comunità di sostenere queste persone. Grazie consigliere, voto parere negativo. Non vedo un cazzo. Parere negativo, respinta.
Consigliera Luisetto, siamo nel 510, diamo la parola all'assessore Roma per le modifiche. Nella missione 12, programma 12.2, dopo le parole nei piani di eliminazione delle barriere architettoniche sono aggiunte le parole in accordo con le associazioni rappresentative dei disability manager. Sì, questo è un emendamento che punta l'attenzione sulla necessità di eliminare le barriere architettoniche, ma anche di promuovere l'istituzione del Centro di Ricerca e Formazione sul Benessere Ambientale, il cosiddetto CRIBA, che serve all'informazione, la formazione e l'affiancamento tecnico e normativo con lo scopo di individuare le soluzioni più efficaci per aumentare i livelli di accessibilità e fruibilità nei comuni del territorio regionale. Quindi ringrazio l'assessora per l'accoglibilità di questo emendamento. Bene, voto. Favorevoli, ovviamente. Approvato. Consigliera Luisetto, 511. Modifiche? Si sposta l'emendamento dopo la riga 2 di pagina 177. Voto. Favorevoli? Approvato. Consigliera Ostanel, il 96, contrario. Lo parcheggiamo. Park. Consigliera Luisetto, il 514, assessore Roma. Allora, nella missione 12, programma 12.3 sono sostituite dalle seguenti parole: tenendo conto delle questioni legate agli standard, al sistema di accreditamento e al numero delle impegnative per l'accesso e alle schede SVAMA. Discuto questo assieme in realtà a 517. Sono due emendamenti che ci dicono come non basta ragionare di riforma delle IPAB. A questo punto noi dobbiamo ragionare anche di accreditamento, di standard, di miglioramento della scheda SVAMA, su cui c'è già stata un'azione relativa all'amministratore di sostegno, ma che deve essere in grado di interpretare davvero come invecchiamo. I punteggi devono essere adesi a come si cambia in termini di non autosufficienza, e non è la stessa cosa di quello che succedeva 25 anni fa. Quindi questo emendamento e l'emendamento 517 hanno l'obiettivo di affiancare alla necessaria riforma delle IPAB, su cui si è impegnata la Giunta anche con l'emendamento 500 approvato, anche su questi fronti, perché si parli di non autosufficienza in maniera congrua e a 360 gradi. Grazie. Voto, ovviamente parere favorevole. Approvato, poi c'è 516, parere favorevole, consigliere Luisetto, voto, pagina 454. È un emendamento semplicissimo, ma mi serve per ricordare che chi si prende cura di una persona cara fragile nella domiciliarità è una o un caregiver, su cui spero a breve torneremo a ragionare in termini di legge. Oggi lo inseriamo anche nella programmazione regionale. Grazie, parere favorevole, voto. Approvato, poi abbiamo il 517 sul quale la consigliera non dice più nulla, votiamolo. Con parere favorevole anche qui. Ci sarebbe poi, approvato, il vicepresidente Michalizzi che non c'è, lo saltiamo, questo 513. Consigliera Luisetto sempre 518, parere contrario. Mi rendo conto che chiedo risorse, ma mi rendo anche conto che gli empori della solidarietà sono un pezzo importante dell'ossatura che abbiamo nel sistema sociosanitario per combattere la povertà e l'esclusione sociale. Con questo emendamento si chiedeva di potenziare gli empori. So che l'assessora
ci sta lavorando, ma credo necessario portare all'attenzione dell'Aula il fatto che abbiamo una rete di empori, non tutti riconosciuti nel sistema regionale, che hanno bisogno di poter lavorare pienamente. Sono empori che si occupano delle eccedenze ortofrutticole, che lavorano con un sostegno anche non soltanto alimentare, ma alla persona, addirittura in alcuni casi come a Schio c'è un supporto di counseling, di accompagnamento al lavoro, quindi vederli significa anche volerli e doverli sostenere. Grazie. Voto contrario. Consigliera, ovviamente è respinto. Consigliera Ostanel, il 97, lo dà per letto, voto contrario, votazione. Respinto. Ci sarebbe un altro del vicepresidente Michalizzi. Lo parcheggiamo anche, li facciamo tutti alla fine, non so, se qualcuno lo trova. Consigliere Sumschi, 177, un parere contrario. Grazie consigliere. Consigliere Lovat, 178, parere contrario. Grazie. C'è un altro Michalizzi. Consigliere Rocco, il 203. È accolto con modifiche. Ferma, ripeti quando c'è il microfono. Grazie Presidente. La modifica è sostenere la natalità anche mediante forme di supporto ai centri per la famiglia, affiancando le famiglie fragili. Prego, consigliere. Modifica accettata. Grazie. Voto favorevole. Siamo a pagina 467. Perché tu dici che viene fuori casino? Chiuso, approvato. Ne saltiamo un altro di Michalizzi, scusate. 522 Luisetto, favorevole. Dobbiamo intervenire? Riguarda la necessità che la programmazione dei PAT, cioè dei programmi attuativi delle attività territoriali, si adegui all'ingresso degli ATS. Oggi abbiamo i piani di zona che organizzano la programmazione sociosanitaria, ma con gli ATS avremo i piani di zona che si occupano della programmazione sociale. I PAT, che molte aziende sanitarie non hanno mai messo in atto, devono seguire questa programmazione, altrimenti ci perdiamo l'anello della programmazione sociosanitaria. Grazie di averlo accolto. Bene, aperta la votazione, fermi lì. Aperta la votazione, parere favorevole. Si ferma. Chiusa la votazione. Consigliera Luisetto, il 523 è contrario, lo diamo per letto. Consapevole che era la riscrittura di un'intera missione, torno sul tema degli enti di terzo settore, chiedendo che si dia piena attuazione alla legge 23 sulla cooperazione sociale, che si garantisca la sostenibilità economica dei servizi accreditati, che si proceda al percorso di allineamento delle rette nei servizi accreditati al fine di garantire equità di accesso. Non ci devono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B, che si rafforzi la programmazione delle politiche di inserimento lavorativo delle persone fragili, che si sostengano gli strumenti di coprogrammazione e coprogettazione, che si argini il rischio della voucherizzazione e si garantisca la specificità del sistema di accreditamento sociosanitario regionale. Sono tutti obiettivi che questa missione non prevede, perché ci descrive come funziona il RUNTS. Io credo che sulla cooperazione dovremmo pretendere un po' di più come obiettivi di programmazione regionale, ed è per questo che abbiamo dettagliato così approfonditamente questo emendamento. Grazie, voto, parere contrario.
Respinto. Consigliere Galeano, 524, un parere contrario. Prego. Grazie Presidente, su questo chiedo la parola perché anche qui penso che non ho capito quale male possa fare un emendamento di questo tipo. Anzi, allora, non è un emendamento di spesa, ma sappiamo anche che la Costituzione ha tanti articoli che non sono di spesa, eppure sono principi fondamentali che devono essere ribaditi con forza per capire le scelte di campo che sono state fatte e qual è il quadro valoriale all'interno del quale agisce la nostra Repubblica. Allora, io ho avuto la fortuna e l'opportunità di essere sindaco durante la pandemia. Non è stato certo un periodo facile, ha visto tantissimi di noi, insomma la Regione in primis, ma tanti amministratori in prima linea, e insieme a noi, se in quel momento non ci fosse stato il mondo del terzo settore in generale, tutto l'associazionismo, quella che noi di solito diciamo comunità, che ci ha aiutato ad affrontare, senza chiedere un euro, un mondo di problemi che c'erano da risolvere in quel momento, ricordo ai centri vaccinali, gli alpini e la protezione civile, il distanziamento quando c'erano i medici che appunto somministravano cure, vaccini e altro, insomma davvero tantissimi momenti in cui il mondo del volontariato si è messo a disposizione e insieme agli altri enti dello Stato ha contribuito a superare uno dei momenti più difficili della nostra storia repubblicana. Ripeto, senza un euro, e sono forze che se non avessimo avuto non saremmo riusciti ad affrontare in quella maniera quel periodo storico con quel, diciamo così, successo poi alla fine delle fatiche di quei 2 anni e mezzo. L'emendamento dice di affiancare gli ETS nel percorso di attuazione della riforma del terzo settore. Abbiamo visto nei mesi scorsi quali siano state alcune parti che non erano ancora entrate in vigore con le loro ricadute, soprattutto a livello fiscale. Sappiamo anche qual era la paternità di quella norma molti anni fa, ma penso che non sia questo il problema di cui dobbiamo discutere oggi. Se oggi ci sono dei problemi vanno affrontati, punto e basta. E ripeto, soprattutto a seguito della recente entrata in vigore di parte della sezione fiscale della riforma, sto andando avanti a leggere il testo dell'emendamento, al fine di evitare il rischio di perdere un'importante parte del patrimonio delle attività realizzate da questi soggetti che costituiscono un fattore imprescindibile per l'animazione e la coesione della comunità e dei territori. Allora, sappiamo tutti che se vediamo la motivazione con cui viene respinto questo emendamento, con cui si dà parere contrario, si dice che già il RUNZ sta facendo il suo lavoro. Ecco, quante volte come sindaci e come amministratori ci siamo occupati di sicurezza, di lavoro, istituendo gli sportelli che incrociano domande, nonostante non siano competenze dirette degli enti locali. Ecco, anche qui io penso che inserire una frase di principio dia orientamento, dia una bussola all'interno del quadro valoriale con il quale la Regione vuole muoversi nel suo operato. Lo ripeto, appunto, non sempre i principi, le intenzioni, il testo insomma, del DEF ripercorre impegni di spesa e quindi non devono essere accolti quelli che solamente hanno delle ricadute in termini di bilancio. Ribadire un quadro valoriale inserendo dei principi penso che abbia un suo valore importante. Non capisco appunto il motivo per cui questo non viene fatto. È vero che ci sono dei sostegni nel bilancio regionale al mondo del terzo settore, delle proloco e a tant'altro, però vuol dire apparecchiare la tavola, mettere il mangiare sopra il tavolo e poi dire però ti chiudo la porta della cucina e lì non entri. Allora io penso che prendersi l'impegno di affiancare in tutto quello che sarà possibile fare una realtà di cui vengono sempre decantati i lavori, l'impegno per la cultura, la valorizzazione del territorio, della nostra identità, sia anche un qualcosa che non va solo avanti a pacche sulle spalle, ma che deve essere ribadito con forza e formalmente anche nei documenti, quelli programmatici, con cui lavora il nostro ente. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Roma. Consigliere Galeano, lo sospendiamo per vedere cosa inserire, perché c'è qualcosa che può essere inserito, altre cose tutto il periodo non può essere inserito così come sta. Bene, abbiamo questo sospeso, recuperiamo gli emendamenti del vicepresidente Michalizzi, partirei dal 5 e 13 a pagina 457.
È un parere contrario, se lo dà per letto cominciamo a votare. Grazie, voto, parere contrario. Cazzo è successo? Respinto. Poi, sempre vicepresidente Michalizzi, 5-19, parere contrario. Votazione. Parere contrario. Respinto. Sempre vicepresidente Michalizzi, 5-21, pagina 4-64, parere contrario. Grazie. Votazione. Parere contrario. Respinto. 5-20, sempre il vicepresidente Michalizzi, parere contrario. Lo dà per letto, grazie vicepresidente. Sempre parere contrario. E poi abbiamo ovviamente quelli che sono parcheggiati in questa sessione, c'è quello del consigliere Galeano. Missione tutela della salute. Ah, scusami, sì, scusa. Al primo? Ma il 491 non è il primo per noi, è il quarto. Un attimo solo. Stiamo parlando del 242. Il 5,25, ma non sulla salute allora. Allora dillo subito, c'è una dichiarazione a verbale del consigliere Manillo sul 5,25. Sì, 5,25 che è un emendamento bandiera. Ho discusso con l'assessore Gerosa e devo dire che mi è molto piaciuta la disponibilità che ha rappresentato. Sostanzialmente un emendamento che dice che la Regione deve riconoscere la salute come diritto fondamentale, è un interesse collettivo, erroneamente avevamo detto nel testo dell'emendamento bene collettivo che magari faceva fuorviare il concetto, ma da un confronto fruttuoso con l'assessore si è vista una comunità di intenti, si è vista anche la comunità di intenti per garantire a tutti, non soltanto ai cittadini, a tutti l'universalità delle cure e d'intesa lo ritiro per presentare un ordine del giorno al bilancio che possa essere ricognitivo e rafforzativo dell'interesse della Regione di vedere la salute pubblica, la salute, il diritto costituzionale della salute per tutti come la stella polare delle azioni, scendendo anche in modo molto concreto come ha suggerito l'assessore Gerosa e lo ringrazio per la disponibilità. Bene, molto chiaro. 109, consigliere Cunegato, parere contrario. Grazie Presidente. Qui avevo presentato un bel po' di emendamenti, un po' li ho ritirati, tanto avevate votato no a tutti, ed erano sul tema del pronto soccorso delle cooperative. Un tema rispetto a cui dovremmo davvero avere, io mi rivolgo anche qua all'assessore Gerosa, un'attenzione particolare. Quello che sta succedendo è molto grave, ci sono molti pronto soccorsi dove il 70% o anche di più del personale viene da cooperativa e molte volte questo personale non è formato. Non so se ha letto, ma in provincia di Vicenza la denuncia degli infermieri fa davvero rabbrividire. Cioè c'è gente medici che non hanno fatto la specializzazione, che non sanno intubare, non sanno fare un triage e vengono mandati in frontiera, cioè vengono mandati in ambulanza e qua si tratta di vita o di morte. Quindi quello che io ho chiesto in questi vari emendamenti era un monitoraggio costante, il tentativo il più possibile di coprire il personale con personale pubblico e formato. E poi anche un'altra cosa che bisognerebbe fare, bisogna monitorare, perché lei sa che c'è una regola per cui
un medico può fare massimo 11 ore, allora, però siccome per chi viene da cooperativa c'è l'autosegnalazione, questi non lo rispettano. Quindi lei, non so se ha detto, è venuto fuori questo caso in un'altra regione, ma capita spesso anche nella nostra, mi dicono di un medico che è in pensione e che ha guadagnato 35.000 euro in un mese. Questo è davvero pericoloso, vero? Perché se una persona non riposa, non fa turni, fa 20 ore al giorno, questo significa che le persone sono in pericolo. Quindi ecco, avete votato no a questa cosa, però vi invito a valutarlo come un tema fondamentale, vi invito a parlare anche con tutte le organizzazioni sindacali, con quelle degli infermieri, perché davvero ci sono situazioni borderline che dobbiamo monitorare, perché qua si tratta, come dire, di tutelare la vita delle persone. Grazie consigliere. Siamo col parere contrario, voto. Parere contrario. Chiuso o respinto? Consigliera Ostanel, il 113 ci sarebbero 5 modifiche. Sentiamo le modifiche. Prego, Assessore. Il 113. Allora, per quanto riguarda il 113, sulla pagina 184, riga 24, dopo le parole va realizzata una medicina di comunità capace di integrare cure primarie, telemedicina e assistenza domiciliare. No, questo è il 113. Siamo a pagina 487, consigliera. È il 113 questo, 0113, pagina 487. L'assessore Gerosa lo trova? Lasciamo il tempo all'assessore, facciamo il successivo. Il 527 di Del Bianco. Consigliere Del Bianco, è il parere contrario. Diamo per letto? No. Prego. Sì, un minuto solo per dire che sono rimasto abbastanza colpito dal parere, dalla motivazione per cui il parere della Giunta è contrario, cioè che sarebbe un emendamento troppo specifico. In realtà qui parliamo di fatto di dare attuazione al servizio di elisoccorso notturno e di rafforzare e rendere pienamente operativa la base di Pieve di Cadore, e mi scusi Assessore, ma è di fatto la base per eccellenza, dovrebbe essere quantomeno la base per eccellenza dell'elisoccorso notturno, che garantisce copertura a quel 30% di territorio della Regione del Veneto, che è un territorio montano e che quindi anche di notte ha necessità di avere questo servizio, che è fondamentale. Per cui io non vedo come questo emendamento sinceramente possa essere definito troppo specifico per finire nel DEFR, quindi chiedo se c'è la possibilità di fare un ragionamento un po' più ampio. Parere contrario, andiamo al voto. Prego. Torniamo su, è respinto ovviamente, chiudiamo. Consigliere Ostanelli, 113, prego Assessore. Allora, come stavo leggendo prima, dopo le parole va realizzata una medicina di comunità capace di integrare cure primarie, telemedicina e assistenza domiciliare, vengono aggiunte le parole al fine di rispondere al forte aumento del disagio psicologico, in particolare tra i più giovani, la Regione promuove la sperimentazione e progressiva stabilizzazione del servizio di psicologia delle cure primarie. L'intervento dovrà essere contestualizzato anche in relazione ai progetti di legge regionale già presentati. Consigliera. Sì, grazie Presidente. Accetto le modifiche presentate dall'assessore, anche perché cita i progetti di legge presentati, quello appunto del collega Pressi, quello a mia prima firma e quello della collega Bigon. Speriamo davvero entro il 2026, ma con le risorse necessarie, perché 1 milione di euro, lo ripeto in quest'Aula, ma lo ridirò settimana prossima, non sono sufficienti a garantire
forse una sperimentazione minima, ma di sicuro non la stabilizzazione. Quindi il messaggio che noi dobbiamo dare fuori è che se istituiamo lo psicologo delle cure primarie dobbiamo anche finanziarlo, altrimenti il servizio non ha le gambe per correre. Grazie. Grazie, voto favorevole. Approvato. Consigliere Manildo, 4,91. Contrari. Andiamo per letto. Grazie. Voto contrario. Parere contrario. Ah, scusa, è il 242 di Manildo, scusate, ho letto la pagina. 242. Qui detieni tutti i compagni. È voto contrario, cioè parere contrario. Sì, lo so. E infatti vedo la radice comune. Chiusa la votazione. Chiusa la votazione. Consigliera Luisetto. Siamo al 531, parere contrario. Sì, io ho letto la motivazione del parere contrario che era la seguente, cioè che la Regione del Veneto rispetta i LEA. Sono contenta che la Regione Veneto rispetti i LEA, anche se è una affermazione molto ambiziosa. Questo emendamento chiedeva che nel momento in cui chiedeva di affermare un principio, nel momento in cui la persona fragile non riuscisse più a rimanere a casa perché le sue condizioni di autosufficienza non lo consentissero, la Regione afferma che è necessario garantire l'accessibilità alle strutture residenziali sociosanitarie a condizioni economicamente sostenibili. Non stiamo neanche chiedendo nello specifico di mettercele queste condizioni economiche, ma stiamo dicendo che è un principio di dignità garantire l'accessibilità alle strutture. Che mi si risponda che già è fatto ed è tutto a posto credo non sia proprio corretto. Grazie consigliera, parere contrario, voto. Respinto. Consigliere Luisetto ancora, 5,33, parere contrario, pagina 499. Anche qui liste d'attesa. Chiediamo che tra gli obiettivi prioritari della Regione ci sia la riduzione delle liste d'attesa. Questo l'abbiamo scritto con la consigliera Bigon, con l'obiettivo di potenziare l'offerta del servizio sociosanitario e sanitario regionale. Crediamo che dovrebbe essere patrimonio comune di tutti inserire questo come obiettivo prioritario. Grazie. Aperta la votazione, voto contrario. Scusate, parere contrario. Respinto. Consigliere Sumschi, numero 179, parere contrario. Ritira, grazie consigliere. Il 182, stessa, sempre parere contrario. 182, consigliere Sumschi. Ritira, grazie. Consigliere Luisetto, 534, parere favorevole. Lo mettiamo al voto questo? Lo diamo per letto, dai. Avanti, voto. Te consumi tutto il PD? Parere favorevole. No, non è che voi siete attori protagonisti in questa aula. Gli unici che non contano nulla sono io e Cunegato e basta. Però Cunegato è un incrocio tra un coniglio e un gatto, ti ricordo. Approvato.
Consigliere Cunegato, È vero? c'è un parere, c'è una proposta di modifica, Assessore, prego. Siamo al 119, Assessore. Allora, a pagina 185, riga 43, dopo le Per parole favore. elevare i livelli di salute, sicurezza e benessere in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, vengono aggiunte le parole al fine di rendere effettivo tale obiettivo, la Regione si impegna ad adeguare il potenziamento degli organici SPISAL. Consigliere? Sì, non tormentare il microfono. devo dire basta che spingere. simboli. Allora, devo dire che accetto la proposta di Gino Gerosa solo perché è di Rovereto, no scherzo. Però questo è un tema perché di fatto nella sostanza rimane lo stesso dispositivo. Sottolineo semplicemente che l'anno scorso in Veneto c'è stato un aumento degli infortuni, c'è stato un aumento dei morti sul lavoro da 72 a 104 e che davvero non basta porsi l'obiettivo di aumentare gli organici, cioè bisogna trovare il modo per rendere di nuovo questo lavoro attrattivo. Parlo per il mio territorio, UL7, 400.000 abitanti, c'erano 13 tecnici dello SPISAL un anno e mezzo fa, adesso sono 8, cioè 8 persone che dovrebbero controllare un territorio dove ci sono migliaia di aziende, migliaia di cantieri edili, scuole, sanità, cioè non riescono a fare questo lavoro. Ovviamente il colto Gino Gerosa conoscerà Giulio Alfredo Maccacaro che diede vita a Medicina Democratica e partì proprio dalle inchieste sui luoghi del lavoro. Insomma, la tutela della sicurezza del lavoro in Universum Salus ci ha insegnato, quindi la salute si coltiva nell'ambiente e nel lavoro, è la condizione di possibilità perché si garantisca davvero la salute. Li ho citato fin troppo. Sì, c'è solo una dimenticanza, accetta le modifiche o no? Perché questo avrebbe senso. Non devi torturare il microfono, premi il pulsante e aspetta. Fermo, eccola. Mi perdoni, ma deve stare più attento perché l'ho detto all'inizio. Ma io non ho proprio sentito nulla. No, guarda, cioè, hai divagato troppo all'inizio. Quindi è un fatto eccezionale, c'è un parere favorevole sull'emendamento Cunegato. Sì, l'appellativo vorrei ricordare che Assessore Gerosa non ci chiamiamo per nome. Il microfono aperto e anche chiuso. Ecco, la passiamo solo come un errore, una distrazione. Sì. Signori, apriamo la votazione. Chiusa e approvato. Adesso ci sono dei pareri favorevoli. Il primo per la consigliera Ostanelli 120, c'è un parere favorevole, ce lo dà per letto. Dai, consigliere. Un secondo per dire, è un tema importantissimo, quindi ci tengo. In aggiunta a quello del collega Cunegato, in questo emendamento abbiamo inserito, anche lavorando nella logica di creare team multidisciplinari, perché è vero che dobbiamo aggiungere personale agli SPISAL, è vero che dobbiamo monitorare i loro pensionamenti, perché non basta aggiungere, bisogna anche inserire quando vanno in pensione, ma oggi servono team multidisciplinari perché stanno cambiando le macchine al lavoro e serve quindi una formazione nuova anche per i tecnici e oltretutto, non è scritto in questo emendamento ma ne discuteremo, anche pene chiare per chi invece non rispetta le norme sulla sicurezza sul lavoro. Bene, grazie. Votazione, parere favorevole. Poi vi dico, cerchiamo di finire questa missione in modo tale che poi facciamo la pausa. Quindi dovremo arrivare all'1:30 giusti. Parere favorevole. Approvato. Consigliere Cunegato. C'è un altro parere favorevole, 122. Lo dà per letto, per favore? 509.
possiamo darlo per letto? Consigliere, possiamo darlo per letto? Aperta votazione. È favorevole anche questo. Approvato. Consigliera Luisetto, il 536 c'è un parere contrario. Oggi noi vediamo sulla stampa che di 99 case della comunità ce ne sono 3 che sono attive, ma vediamo anche che per giugno saranno tutte magicamente operative. Quando si dice operative vuol dire che tutti i dettami del DM 77, tutte le funzioni, tutto il personale necessario dovrà essere all'interno. Ora, in questo emendamento si diceva che bisognava sostituire alle parole lo sviluppo delle case di comunità, la realizzazione delle case della comunità dotate di adeguate risorse umane e strumentali. Oltre ad essere un emendamento di buon senso, è un emendamento che riporta anche alla realtà dei fatti, perché non possiamo sviluppare qualcosa che non abbiamo ancora di fatto, visto che ce ne sono 3 su 99 attive. Quindi chiederei una rivalutazione, perché mi sembrerebbe di buon senso inserire nella programmazione regionale qualcosa di realistico che ha a che fare con i servizi che ancora non abbiamo e che auspichiamo di avere, ma non è detto che a giugno ci siano. Grazie consigliera. Apro il voto e parere contrario. Parere contrario. Respinto. Consigliere Sumschi, il 180 è un parere contrario. Grazie consigliere. E il 181 idem. Consigliere Sumschi? Grazie. Il 126 consigliere Stanel, 5 modifiche. Prego assessore Gerosa. Pagina 516. Se ce l'avete, se facciamo... Pagina 186, riga 5, dopo le parole il potenziamento delle cure domiciliari e palliative in un'ottica di accessibilità anche attraverso la digitalizzazione, la telemedicina, l'integrazione con la rete ospedaliera e la concentrazione delle cure di altissima specializzazione nei centri di riferimento a valenza regionale e sovraregionale, è aggiunto un nuovo punto elenco con le parole: effettuare un monitoraggio sullo stato di attuazione della raccolta delle DAT di cui la legge 219/2017. Grazie consigliere. Va bene? Perfetto, grazie. Aperta la votazione, parere favorevole. Approvato. Consigliere Cunegato, il 128 pagina 518. È un parere contrario. 518 la pagina, 128 l'emendamento. Lo diamo per letto? Grazie. Aperta la votazione, parere contrario. Adesso arriva ragazzi. Respinto. Sì, siamo in 2 a dirlo. Consigliere Rocco, c'è un parere favorevole sul 204, lo diamo per letto immagino. Aperta votazione. Parere favorevole. Approvato. Consigliere Rocco, il 205. Grazie. Consigliera Sambo, il 537, pagina 524. Prego. Sì, questa è una specifica rispetto al già approvato emendamento che riguarda il potenziamento degli organici dello Spisal, per ricordare che la Regione ha istituito un piano strategico per la tutela della salute e la sicurezza del lavoro e che è necessario che si verifichi quali siano gli effetti di questo piano, perché purtroppo se guardiamo i dati degli infortuni e delle morti sul lavoro in Veneto, i dati appunto sono purtroppo drammatici. Sono state 111 le morti sul lavoro lo scorso anno, in aumento rispetto agli anni precedenti, ma crescono anche le denunce di infortunio e anche il rapporto tra incidenti e numero degli occupati.
Non stiamo parlando di numeri, stiamo parlando ovviamente di persone e di famiglie e di vite spezzate, e per questo abbiamo presentato una proposta più specifica e precisa per chiedere proprio un incremento concreto del personale, che è veramente, la carenza è drammatica, soprattutto in Veneto, che è del aumentare fino al 50% del personale dedicato, oltre ovviamente a una verifica di questo piano strategico, che è certamente importante, ma se poi non si vedono gli effetti è evidente che qualcosa va cambiato e va rodato. È un lavoro che spero faremo in generale insieme, perché è evidente che servono controlli, servono più risorse, ma anche una vera cultura sulla sicurezza costruita insieme a imprese, lavoratori e cittadini. Grazie consigliera, parere negativo, apro la votazione. Numeri qua. Sono a posto due numeri. Respinto. Consigliere Cunegato, 132, parere negativo. Andiamo per letto? 5,25 la pagina. Prego. Trovato? Aperta la votazione, parere contrario. Respinto. Consigliera Sambo, il 539, parere contrario. Pagina 528. Sì, grazie Presidente. È evidente che è necessario, sappiamo qual è la peculiarità del territorio veneziano e quindi le difficoltà ovviamente proprio per la sua conformazione. Sappiamo che mancano servizi sanitari, in particolare questo è legato anche al fuggi in qualche modo sia dei medici di medicina generale proprio per le difficoltà, ma anche del personale ospedaliero. Sappiamo che chi può se ne va, perché vivere in questa città è costoso, è complicato, arrivarci sappiamo qual è la situazione anche del trasporto pubblico locale, ma proprio anche della conformazione in una città così peculiare. Ed è per questo che secondo noi servono più risorse, sia per riconoscere insomma, a queste lavoratrici e lavoratori ovviamente questo disagio in più, e in questo emendamento chiediamo di riconoscere la specificità di Venezia, riconoscendola o comunque avviando un percorso per riconoscimento della zona disagiatissima e per ulteriori risorse per un territorio che è unico al mondo. Grazie. Grazie consigliera Sambo. Scusatemi, il parere contrario, aperta la votazione. Cosa succede? Scusi, Lovat, prego, scusa. Sì, nel dichiarare l'appoggio a questo emendamento presentato dalla consigliera Sambo e del suo gruppo, voglio ricordare a tutti che proprio nei giorni scorsi noi abbiamo presentato un progetto di legge statale e abbiamo ospitato qui uno dei movimenti che sostiene appunto il bisogno di riconoscere l'insularità di Venezia. Siamo in sintonia con questa cosa, ci tengo a sottoporlo all'attenzione di tutti quanti. Grazie. Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi, voto parere contrario. Chiusa la votazione, respinto. Consigliere Del Bianco ne ha due in successione, 5,40 con parere contrario. Andiamo per letto. Votazione. La pagina 5,29. Respinto, chiusa. Il 5,41 ci sono delle modifiche. Prego, Assessore Gerosa. La modifica è necessario che i fondi compensativi per le aree fragili previsti dall'EA e assegnati all'azienda US 1 Dolomiti siano non inferiori alla quota di 30 milioni di euro. Io chiedo l'immediato ritiro di questa misura che ha detto l'assessore, perché se è così andiamo a confermare quello che abbiamo detto esattamente le altre volte, che l'operazione di mettere i 30 milioni sulla sanità di montagna è un'operazione in riduzione di risorse, non in maggiorazione.
perché io ho chiesto con questo emendamento di tenere esattamente la stessa quota LEA dell'anno scorso, quindi 50 milioni solo per l'URSS 1 Dolomiti più 4 milioni per l'URSS Pedemontana. Di fatto mi dite voi stessi con questo emendamento, con questa vostra controproposta, che dovete tenere il limite a 30, quindi avete ridotto di 24 rispetto all'anno scorso. Altro che avevate addirittura vendute come risorse in più. Quindi io chiedo che davvero su questo ci sia un approfondimento serio, perché se è così, noi oggi accertiamo che avete ridotto 24 milioni di stanziamento. Per me non è assolutamente accettabile, ma credo che sia una cosa su cui vale la pena riflettere, perché, ripeto, i criteri dei LEA vengono fissati da criteri prestabiliti, non da quantificazioni fatte in legge di collegato. E siccome quei criteri prestabiliti l'anno scorso hanno portato a dare 54 milioni, oggi voi dite al massimo ne diamo 30. Questa cosa è assolutamente grave. Grazie consigliere. Consigliere Luisetto. Intervengo solo a sostegno di quanto ha detto il consigliere Del Bianco, perché da settimane chiediamo chiarezza su questo punto e se la chiarezza è quella che arriva oggi, cioè certificando che invece di dare risorse alla sanità di montagna se ne tolgono, è una chiarezza che assolutamente non ci piace. Quindi se portate avanti questa modifica dell'emendamento ci state dicendo che abbiamo ragione ed è assolutamente inaccettabile che si tagli su territori che già hanno necessità di essere potenziati. Bene, ci sono altri interventi? Sumsky, prego, consigliere Sumsky. Sull'argomento, visto che la nostra posizione era uguale, avevamo chiesto se le risorse erano invariate e siamo perfettamente d'accordo con quanto ha detto il consigliere, quindi lo appoggiamo e chiediamo chiarezza. Grazie. Consigliere Ostanel. Grazie Presidente, ringrazio il collega Dal Bianco per questo emendamento e credo proprio per la gravità del punto che ha toccato che serva una risposta da parte della Giunta prima di uscire da quest'Aula. Prego, Assessore Tornare di parcheggiarla? Zerosa. Prego. Possiamo chiedere di parcheggiarla? Parcheggio, via. Abbiamo un garage che... Montanariello, non posso risponderti. Consigliera Sambo, 5,42. L'hai detto tu? Consigliera Sambo, siamo a pagina 5,32, consigliera. È un parere contrario. Scusatemi. Sì, questo è un emendamento per noi fondamentale, riguarda la questione relativa ai consultori. La legge è chiara, è necessario un consultorio, ci deve essere un consultorio ogni 20.000 abitanti, ma in Veneto la situazione è drammatica, c'è un consultorio ogni 45.000 persone, peggio della media già vergognosa nazionale di un consultorio ogni 32.000 persone. Questo significa meno accesso, meno prevenzione, meno diritti. I consultori che ormai hanno compiuto i 50 anni di storia, di vita, non sono un servizio qualsiasi, sono un pilastro della sanità pubblica, soprattutto per le donne, per le famiglie, per le nuove generazioni. Non sono solo ambulatori, ma sono presidi di salute, di libertà e di autodeterminazione, luoghi dove si ascolta, si accompagna e si sostiene. È per questo che chiediamo veramente con urgenza che si provveda a rispettare la legge che prevede appunto come standard uno ogni 20.000, per non parlare poi delle zone interne o delle zone disagiate che dovrebbero averne uno ogni 10.000. Grazie. Apriamo il voto. È parere contrario. Respinto.
Consigliera Luisetto, il 544 un parere favorevole. Grazie, aperta la votazione. Parere favorevole. Approvato. Consigliere Ostanelli, 136, ha un parere contrario. Grazie Presidente. Sì, è molto grave avere un parere contrario ad un emendamento che parla di neuropsichiatria infantile, una delle grandi, questioni veramente problematiche, se non di emergenza della salute pubblica di questo territorio. Ci sono pochissimi neuropsichiatri infantili. Proprio prima del voto in uno degli ospedali di Padova una mamma mi ha fermato per dirmi che stava girando tantissimi ospedali per cercare qualcuno che prendesse in carico suo figlio che aveva la sindrome di Asperger. C'è una situazione veramente grave da questo punto di vista. Chiedevo, e poi il collega Cunegato reinterverrà su questo con un altro emendamento, di potenziare il servizio di neuropsichiatria infantile. Mi chiedo davvero quando inizieremo a prendere in carico questa questione in maniera seria, se abbiamo parere negativo su un emendamento di questo tipo. Grazie. E il parere contrario, aperta la votazione. Respinto. Consigliere Stonel, il 137 sembra parere contrario. Andiamo per letto? Prego. No, perché questa è una questione anche qui importante. In questa regione, in provincia come quella di Venezia, ci sono l'86% di obiettori di coscienza per quanto riguarda i servizi dell'interruzione volontaria di gravidanza. Io penso che invece la libera scelta delle donne, e non dovrei nemmeno dirlo, sia garanzia. L'86% è tantissimo. Nelle nostre strutture pubbliche noi dovremmo monitorare cosa accade. Quindi chiedo davvero all'assessore Gerosa, al di là del parere di questo emendamento, di prendere in carico una questione così importante, perché la libera scelta significa entrare in un ospedale e poter eventualmente interrompere la propria gravidanza se lo si vuole e poterlo fare con un medico che prende in carico. L'86% a Venezia, ma in generale in tutte le province di Padova, è troppo alto. Quindi questo è un tema che deve essere preso in carico. Se c'è un impegno a lavorare sul monitoraggio, io ritiro l'emendamento, ma deve essere davvero un patto che facciamo rispetto all'accessibilità delle nostre cure. Scusate, 138, aperta la votazione, parere contrario. Respinto, chiusa la votazione. Il 139, parere contrario, consigliera. Per letto, avanti, aperta la votazione sul 139. Contraria. Respinto. Il 140 del consigliere Ostanelli, un parere favorevole. Avanti, aperta votazione su 140. Verde. E parere favorevole. Sì. Non so se c'è un errore perfetto. Chiusa. Approvato. Consigliere Cunegato, il 134 è parere contrario. Prego? No, lei è 134 adesso. È a pagina 539. Grazie. Votiamo parere contrario.
respinto. Consigliera Cendron? No. Io non ce l'ho qui, scusami, ma non ce l'ho. È stato ritirato. È uno dei ritirati? Ormai avevo votato. Se vuoi mettere a verbale qualcosa per il ritirato lo facciamo fare, però prima devo finire. E allora facciamo come abbiamo fatto per il consigliere Manido, fai una dichiarazione sul motivo del ritiro e là ci metti dentro le tue considerazioni. Aspetta un attimo, devo finire un attimo. Allora, il consigliere Cendroni è andato, è respinto, poi c'è il consigliere Cendron, il 234 è il contrario. Mettiamo al voto. Contrario. Respinto. Consigliera Luisetto. Fidati, ne mancano 2 e poi facciamo tutto. Spegni il microfono, dopo facciamo. Grazie. È favorevole il parere, consigliera? Grazie Presidente. Questo emendamento chiedeva di aggiungere tra i risultati attesi della missione 13 la realizzazione di reparti ospedalieri dedicati ai ragazzi e ai giovani con problemi psichiatrici, partendo dall'assunto che a oggi la programmazione regionale, peraltro scaduta, non è rispettata, cioè che il numero di posti letto per i ragazzi, per i minori nei reparti di neuropsichiatria infantile non è assolutamente adeguato rispetto alle necessità. Ringraziamo l'assessore per la disponibilità, ma crediamo che questo sia un impegno fondamentale all'interno di un quadro più ampio, quello di una presa in carico nei centri di salute mentale, quello di una prevenzione, ed è per questo che da 2 anni abbiamo presentato e ora lo abbiamo ripresentato a nome della consigliera Bigone il progetto di legge sullo psicologo territoriale. C'è tutta una filiera che parte dal sociosanitario e arriva ai reparti e alle acuzie. Crediamo serva una responsabilità maggiore e la chiederemo in bilancio la prossima settimana con uno stanziamento adeguato di fondi. Quando si parla di salute mentale non sono sufficienti il 2, il 3, il 4% del fondo sanitario regionale. Non si può. Sì, grazie. Allora è favorevole, apro la votazione. Bene, approvato. Allora adesso, prima di chiudere, diamo la parola al consigliere Cunegato che fa il suo intervento rispetto a quel nodo col ritiro. Partirei dal motivo del ritiro. Sì, scuso, c'è stato un qui pro quo fra tutti quei ritirati e volevo fare un intervento perché si riferiva a una grande mancanza nel DEFR. Adesso ne ha parlato la consigliera Luisetto, ma nel DEFR non si cita la salute mentale e non si cita la neuropsichiatria infantile. Ed è davvero una mancanza poderosissima. Io vorrei ricordare che il primario dell'ospedale Bambin Gesù di Roma ci ha detto che dal 2013 ad oggi gli ingressi in pronto soccorso per acuzie psichiatriche, cioè autolesionismo grave e tentativi di suicidio, sono aumentati del 500% tra i bambini e gli adolescenti. Non c'è nessuna malattia che è aumentata in questo modo. E io ero un insegnante e ho visto, come dire, un dolore sempre più diffuso. Quindi davvero noi dovremmo ragionare perché il sistema della salute mentale è in grave crisi. Vi ricordo che Basaglia ha liberato le persone con problemi di salute mentale dai manicomi costruendo i CSM diffusi in tutto il territorio. Nel mio paese Schio è stato addirittura chiuso e poi aperto e il 24% non è aperto quanto dovrebbe. Sulla neuropsichiatria infantile i dati sono ancora più drammatici e concludo dicendo una ricerca dell'UNICEF ci dice che in Italia tra i 14 e i 19 anni il 19% ha problemi di salute mentale, c'è un ragazzo su 5. Dovremmo indagare le cause di una società che produce tutta questa sofferenza perché la politica dovrebbe fare questo, no? Cioè come mai
abbiamo quintuplicato gli accessi in così poco tempo. Che cos'è che non va? Questo dovremmo cominciare a chiedercelo, vero? Però dobbiamo anche ricostruire un sistema della salute mentale, della neuropsichiatria infantile, che davvero oggi non è in grado di dare risposte, per cui solo chi può andare dal privato riesce, come dire, a curare quella che ormai io credo sia purtroppo un'epidemia. Grazie consigliere. Allora, adesso sospendiamo con una raccomandazione aggiunta di vedere di risolvere quei parcheggi che abbiamo. Ne abbiamo 4 in parcheggio. Riprendiamo alle 14:45 puntuali. Grazie.